Siamo con la posta di Mirella anche questa mattina. Io volevo leggere questa bellissima poesia, tanto per aprire con gentilezza, di questo grande uomo, questo insegnante, non a caso, Antonio Zappador, che l'anno scorso ha fatto 100 anni, è riuscito ad arrivare a 100 anni, insegnante di inglese. Io l'ho conosciuto perché insegnava nella mia stessa scuola, alle medie, alle Stefanini, però io facevo francese, lui faceva inglese, però quello che colpiva è che vento, pioggia, neve arrivava in bicicletta, sempre con questa austerità che lui aveva, ma sempre quando lo guardavi con quella dolcezza negli occhi. Allora vedevi questa figura molto rigida, molto... Poi quando ti avvicinavi e lo salutavi, vedevi una dolcezza immensa che ti guardava, questi occhi azzurri, un azzurro incredibile, e tutti quanti lo rispettavano. Io non ho ricordi di aver visto il professor Zappador preso in giro, sa che delle volte sti ragazzi come fanno adesso? Mi dicevano gli amici che in classe c'era un silenzio totale quando lui parlava, insegnava, e non aveva mai modi bruschi, sempre modi gentili, fermi, molto fermo, deciso, ma gentile. Vedremo più avanti se con la gentilezza riusciremo a recuperare questi ragazzi più che con la cattiveria. Ne parleremo con gli ospiti, per adesso devo leggere la poesia di Antonio Zappador. Il nostro mare, Carigador, dolce angolo di mare e di pace, incorniciato da terra rossa e dal verde cupo di qualche cipresso. Poche case di bianca carsica pietra, come gocce di carso spruzzate tra sterpi e cannetti. Daila di fronte, sentinella suggestiva di quella solitudine e sacra custode dei nostri ricordi. Sulle lisce e calde lastre di pietra asciugavamo i nostri giovani corpi. Qui abbocciarono giovanili e sfortunati amori e rimasero tanti sogni. Ora non è più il nostro mare. Quell'idilliaca terra rossa è stata profanata dal cemento straniero e da un idioma sconosciuto che offende l'orecchio. Bellissima, bellissima, veramente. Ringrazio il figlio Gianni Zappador che mi ha portato queste poesie. Sono poesie molto belle di un uomo con una sensibilità unica. Allora ringrazio e saluto la dottoressa Giulia Tonel, psicologa. Parleremo di giovani, di ragazzi, assieme al sindaco di Loria, che ringrazio veramente tanto, Alberto Battistella, grazie sindaco. Grazie a te dell'invito. E parleremo soprattutto di questi giovani, ma anche di diversamente giovani. E il mio pensiero, lo dico al sindaco, è forse che mettiamo poco assieme i giovani con i diversamente giovani, i bambini e i giovani con i fragili, quei diversamente agili, come li chiama Mirella, e perciò non c'è più unione, si è rotta la catena. Una volta c'era il diversamente giovane che come uscivi di casa e avevi fatto 500 metri c'era già qualcuno che ti guardava e ti diceva «Ciao Beo, dove va tutti?» «Sai a tua mamma che te sì», sparito tutto. Non ci conosciamo neppure di rimpettai di condomini. E soprattutto mancano quei spazi di aggregazione gratuiti, perché adesso è tutto a pagamento, tutto a pagamento. Allora mi domando, quel ragazzo un po' sopra le righe, perché si vede da bambino qual è il bambino che devi seguire, perché i segnali li danno già da piccoli, non è che dobbiamo aspettare che abbiano 12 o 14 anni per capire che forse dovevamo prima fare qualcosa. E poi passano la mano ai sindaci. I sindaci devono risolvere tutti i problemi, sono quelli meno pagati, sono quelli con più responsabilità, pensiamo alla salute dei cittadini, tanto per dire, che vuol dire anche sicurezza. Allora sindaco, non dovrebbe esserci qualcun altro che dovrebbe fare questo lavoro? Che dicono le famiglie, ma se io dico sempre sindaco, Dio, patria e famiglia, dice la destra, no? E io ho aggiunto scuola anche. Se io non credo in Dio, se io non ho patria, non ho famiglia, chi è che può tendermi la mano, sindaco?
Qua si apre un tema grandissimo, perché la soluzione credo che non l'abbiamo nessuno. Io posso rifarmi su quello che è stata la mia di esperienza giovanile. Come ricordavi te all'inizio, avevamo una cultura e un'educazione diversa. C'era innanzitutto un'educazione fatta di rispetto per le persone di una certa età, per le persone diversamente abili, e adesso magari c'è un discorso più egoistico, cioè ognuno pensa sostanzialmente per sé, ma anche a cominciare dalle persone che magari di una certa età come me, che dovrebbero avere un po' più di, innanzitutto, pazienza verso quei ragazzi che magari si comportano in un modo un po' esuberante, ma da parte nostra ci manca anche un po' la pazienza. Sicuramente mancano delle strutture. Io sono cresciuto in un ambiente che magari aveva come fulcro l'oratorio, in cui ci trovavamo sempre tantissimi ragazzi e ragazze, era il nostro punto di incontro, e là c'era anche una parola dei vari diciamo animatori di questi gruppi, ti trovavi, facevi le tue cose. Adesso questi punti di incontro vengono a mancare, e questi ragazzi si trovano in posti che gratuiti, come dici te, ma i posti gratuiti sono i parchetti che magari sono adibiti magari durante il giorno ai bambini, agli anziani che vanno a fare passeggiate o quant'altro, mentre loro si ritrovano di notte e fanno magari quelle cose che normalmente i ragazzi fanno, cioè ascoltano musica, confusione, mangiano, bevono, magari si sono portati... Lo facevamo anche noi. Sì, sì, ma si sono portati le cose da casa o dai supermercati, solo che dopo lasciano un po' di, diciamo, sporco. Ecco, manca quell'educazione, quel senso civico di dire: come me le sono portate me le porto a casa. E la mattina, quando ritornano magari i cittadini che vanno a usufruire di quel parchetto, di quelle, trovano un po' di confusione, trovano sporco. E allora cosa fanno? Chiamano il sindaco, che dobbiamo, ma è possibile che ci sia tutta questa cosa, stanotte non abbiamo dormito, non avete mandato i vigili, non avete mandato i carabinieri, noi come possiamo, non resistiamo più. E quindi ci troviamo in questa situazione che hai giustamente descritto all'inizio, che andiamo a dire parole, passami il termine, a questi ragazzi che magari... E quindi loro di conseguenza si comportano, si sentono attaccati e di conseguenza reagiscono anche in modo più negativo, e quindi si crea questo conflitto generazionale che innesta tutta una serie di dibattiti, di baruffe e quindi di paura, perché dopodiché... Che è quella che regna sovrana ultimamente. Dopodiché, perché magari un parchetto lasciato al degrado in questo stato crea paura, perché penso, sicuramente la prima cosa quando vedi sporco pensi, sono stati là, cosa hanno fatto? Hanno la droga, hanno fatto questo, cioè pensano sempre male e andiamo oltre. Bravo sindaco. Dottoressa, come commenta quello che ha detto il sindaco Battistella? Lei sa di cosa si parla sul pezzo? No, io sono d'accordo, si crea questo conflitto sociale che genera solo altro conflitto. Manca, secondo me, da una parte una comprensione di quello che è anche essere giovani adesso. Perché siamo chiusi dentro le nostre case, non abbiamo nessun tipo di ascolto verso l'altro, neanche verso i nostri vicini, e quindi non abbiamo questo ascolto verso quelle che sono le nuove generazioni. Quello che dico è che continuare però a descrivere i giovani sempre con quello che fanno di male, con quello che non ci piace, continua una narrazione negativa, e poi loro si adattano a questa narrazione negativa. Se tanto comunque quello che faccio di bene non viene neanche mai visto, perché poi allora se escono è perché escono, giustamente poi lasciano sporco. Se però non escono, sono a casa, si isolano col cellulare, non va bene, non va mai bene quello che fanno, nel senso non riusciamo neanche noi a metterci d'accordo su quello che vorremmo da loro, e vorremmo che loro lo facessero. C'è tanta confusione però secondo me a partire da noi, non perché voglio togliere le responsabilità ai giovani, ma perché comunque noi siamo gli adulti in questa storia, e gli adulti, essere adulti significa anche essere dei modelli, che ci piaccia o che non ci piaccia. Quindi
a volte bisognerebbe anche riuscire a fare quella cosa diversa. Non so, trovo sporco nel parco, una volta lo raccolgo io. Però no, noi non lo facciamo mai, cioè nel senso noi siamo sempre pronti ad additare dove vediamo sporco, ma quanti di noi sono pronti poi a raccoglierlo? E qui cambia un po', no? La società cambierebbe forse un po'. Magari dare l'esempio anche quando sono là, dire magari fermarsi dei ragazzi, quando avete finito però cercate di pulire. Cioè bisogna anche capire che bisogna anche parlare con questi ragazzi, non passare a avere solo la paura. Vuoi avere paura di un ragazzino di 12 anni? Cioè io faccio fatica, sì. Sarà che ho un carattere un po' particolare, è anche vero, oso troppo, è vero, e mi è capitato di tutto e di più perché proprio ho osato. Però io non ce la faccio. Aver paura di un bambino di 12, 14, 15 anni. Cioè proprio non ce la... È vero che rischi perché non sai mai, come si dice, chi è, cosa avrà in tasca, perché adesso c'è questo, cosa avrà in tasca. Però io sinceramente aver paura di un ragazzino, ce ne vuole. Rinaldo da Venezia, allora scusatemi per ieri perché so che il centralino non ha funzionato ieri, nel senso che non sono arrivate le telefonate perché avevo purtroppo in linea Fra Lorenzo che non riuscivamo a fare il collegamento, perciò mi ha occupato il centralino, perciò scusatemi veramente tanto, però o così, se no non devo rinunciare all'ospite, ma capite che per me era un ospite importante, parlavamo di poveri, di mense, di solidarietà e penso che delle volte anche ascoltare queste persone, ecco, che fanno del bene con la gentilezza, ci ha lasciato dicendo adesso vado a mangiare con i miei ragazzi, che sono quelli gli ultimi. Capite che è bello anche sentire proprio quello che ha detto la dottoressa, penso che cada a pennello. Vai Rinaldo! Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Non podemos... Rinaldo? Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Non possiamo confrontare i tempi della volta con quelli di adesso. Le altre roba, una volta non era niente, non vedevamo niente. Adesso c'è l'opulenza e scolastica che ti trovi per strada. Una volta vedere tutto il pegno sulle bottiglie dell'arte, sulle casse in mercato, ti davi la cauzione, dopo ti portavi in Dio. Adesso mi butta via montagna di roba, miele e miele di tonnellate di vestiti che non passano di moda. Non potremmo neanche, giochiamo con poco di legno, a massa e pindolo, a tutte le robe. Adesso, gli anni che siamo adesso, è il minimo, il telefonino, il tablet. Una volta i psicologi, buoni chi venga, però una volta i psicologi sono andati a me da 8 fiori, era mamma, e la mamma vedeva il figlio che aveva più bisogno di avere il suo amore, scusa, il suo amore o la sua assistenza, e che stava più Dio. Non c'è più quell'attenzione, perché adesso gli parli con un putello 7-8 anni, parli ai ragazzi a 50, e sa tutto, conosce tutto, ma la cosa non mi cerca. Siamo anche noi altri, con l'esempio, gli altri greci, non avevamo 80-90, noi avevamo 90, era un putello appena nato, aveva 90 anni da vivere. Mica che avevano 82. Sono pronto già perché era dei boccai. Voglio dire, Mirella, bisogna lasciare spazi ai giovani da sbagliare, da imparare, da battere il muso sulle robe e vivere la vita non sui libri solo, nella vita normale, perché è dura la vita, nel percorso della vita ti trovi tante di quelle robe da superare, che se non dica un po' questo è vero, ma non studiare sui libri, è un'esperienza che ti fa, quella è importantissima, dopo che i fiori storti, i fiori dritti, ma non è una novità, è sempre sta. Adesso non ne vede più perché nei mesi che puoi fare, più l'esempio che negli altri grandi vediamo, adesso bisogna avere, bisogna mostrare quello che abbiamo, fare questo e quello. Una volta continuavi a giocare da putelli, andavamo a casa di un putello, insomma quando era formello, mi tirava fuori una stagnetta, che era un tocco per tutti, una fettina, se conoscevamo tutti, ed era un altro sistema di vivere, di rispetto delle persone anziane. Adesso purtroppo è così. Grazie caro Rinaldo, grazie anche per le parole che hai detto. Non bisogna guardare indietro ma guardare avanti, anche perché il futuro è nelle loro mani, saranno loro che dovranno accudirci, questa è la verità.
dovranno trovare soluzioni anche dove non sono state trovate, perché se si vorrà andare avanti questo succederà. Allora, andiamo a vedere i buoni esempi invece, che sono veramente tanti questa mattina. Andiamo a vedere questo premio Irigen alla provincia di Treviso. L'ente di formazione Irigen di Rosà ha vinto la prima edizione del concorso di idee per un uso consapevole della rete internet e dei social media indetto dalla Regione Veneto. Gli studenti dell'Irigen si sono classificati primi nella categoria scuole secondarie di secondo grado e scuole di formazione professionale, preparando una serie di elaborati su come vivere il mondo digitale in modo responsabile e consapevole. Un tema ampio e molto sentito dai ragazzi, sviluppato a 360 gradi, affrontando questioni cruciali come il cyberbullismo o la dipendenza tecnologica. Prima abbiamo fatto dei manifesti, poi dei libretti per le scuole, comunque da dare in giro ai più piccoli o comunque ai nostri coetanei, e poi dei giochi multimediali e dei giochi in scatola. Io ho fatto con una mia compagna di classe, abbiamo realizzato un video dove va a far vedere, diciamo, magari la persona ferita dalle parole, come può succedere spesso alle ragazze. L'intero progetto si basa sul principio ogni lettera conta, il web lo costruiamo noi, vale a dire un'assunzione di responsabilità in prima persona. Noi non siamo solo utenti di internet e il messaggio, ne siamo anche costruttori. Siamo partiti proprio dall'analisi con i ragazzi dei social e del telefonino come strumento, e poi lo abbiamo trasformato in un contenitore, quindi in un contenitore fatte delle loro parole, dei loro foto, e da lì abbiamo creato il progetto. Tutto il progetto è imperniato su questa, tra virgolette, medaglia a doppia faccia, in cui coesistono sia la relazione umana, sociale, quindi hanno lavorato in soldoni, in gruppi, gli alunni si sono relazionati fra di loro, e a questo, dall'altra parte della medaglia, troviamo tutto quello che è l'aspetto della comunicazione online. Un impegno che è stato riconosciuto col primo premio consegnato all'Auditorium del Sant'Artemio di Treviso. Lavorare su questo progetto e lavorare insieme magari può riavvicinare anche su questo tema appunto l'interesse della classe e degli studenti. Quanto vi ha aiutato quello che imparate a scuola nel realizzare questi progetti? Beh, ci aiuta tanto, soprattutto abbiamo dei professori molto bravi e di questo ne dobbiamo essere grati, perché ci affiancano sempre, ci aiutano in ogni cosa e soprattutto nelle idee ci aiutano tanto, perché noi, magari avendo meno esperienza, abbiamo bisogno di un aiuto proprio come loro. Sindaco, questi sono i nostri bravi ragazzi, li abbiamo, e penso che questo premio se lo meritano tutto. Avete sentito cosa hanno detto? Prego, Sindaco. No, innanzitutto complimenti, perché sono veramente un esempio per tutta la comunità giovanile che appunto deve seguire questi ragazzi, questi esempi. Però anch'io sono sempre portato a portare gli esempi positivi, perché anche quando tutti gli anni facciamo la giornata, mi viene in mente questo, delle consegne delle borse di studio ai nostri studenti che raggiungono un certo risultato anche nel nostro comune, come penso un po' dappertutto, cioè su quei discorsi che vado a fare, su quei ringraziamenti che faccio a questi ragazzi, punto sempre il dito dicendo: siete voi che dovete dare l'esempio anche a quelli che magari non sono, tra virgolette, bravi, perché siete voi che sarete il nostro futuro, è sul vostro impegno che costruiamo la civiltà futura nostra, per cui è inutile che ci raccontiamo di quelli che fanno, sempre tra parentesi, casino, che fanno confusione, perché magari uno di loro che ha fatto un danno va sui giornali, voi che siete qua oggi a ricevere questi premi passiamo in secondo piano, e sono ragazzi come questi che abbiamo visto, cioè giovani veramente impegnati che si sono spesi tutto l'anno per raggiungere dei risultati, e sono quelli che mi danno soddisfazione, ma non solo a me, perché invitiamo anche i loro genitori, e vedi la soddisfazione dei genitori e anche dei professori che hanno portato tanti ragazzi all'eccellenza. E dopo ci sono anche quelli che arrivano subito dopo, perché come sempre ci sono quelli più bravi o meno bravi, però ti dimostrano l'impegno da queste cose e ti danno la speranza nel futuro. Ovvio, se dopo guardi sempre quelli che sono un po' meno, magari anche ieri avevo un incontro per quelli che abbandonano la scuola e quindi ti arrivano le denunce, quindi devi fare anche tutto quell'iter. Però dobbiamo, sì, fare
dall'ultima delle cose che vorresti fare, però far vedere le cose più belle, non quelle meno belle, altrimenti... Dottoressa Tonel, quello che abbiamo sentito, perché se li lasciamo e li ascoltiamo, se li lasciamo parlare e li ascoltiamo, loro parlano molto chiaro. Hanno detto fare squadra assieme, perciò hanno voglia di stare assieme e la pandemia l'ha dimostrato. Dove li trovavamo? Alla scuola, fuori dalla scuola. Chi avrebbe mai immaginato? Eppure il segnale ce l'hanno dato. E poi hanno detto sì, ma abbiamo bisogno anche dell'adulto, della persona che ci guidi, perché noi non abbiamo l'esperienza che loro hanno. Questi sono dei segnali fondamentali, importantissimi, che se tu li ascolti loro ti danno. E hanno parlato di squadra, di rete, perciò, e hanno parlato di stare assieme anche con le persone più adulte. I loro insegnanti sono bravi, lo dicono. Lo dicono, cioè lasciamoli parlare e ascoltiamo. Delle volte, Sindaco, e lo dico anche alla dottoressa, io penso che dovrebbero essere loro a sedersi nella cattedra e magari i professori di fronte, magari, non so, una volta al mese direi. Ecco, i professori ascoltano quello che devono dire i loro rappresentanti. Cosa ne dice, dottoressa? Perché non si fa? Sono molto d'accordo, cioè a volte è una cosa semplice ascoltare, però non lo facciamo quasi mai. E quando ci fermiamo ad ascoltare, il mio lavoro è questo in realtà, quindi io ascolto tanto, parlo poco ma ascolto tanto. Tante cose vengono fuori da loro, tante sofferenze, ma anche tante cose positive che hanno dentro. Parlavo proprio ieri con un ragazzo sui social, cioè mi ha insegnato un sacco di cose che io non so, non sono così, però non le uso così come invece loro sanno utilizzarli. Loro vanno a ricercare, vedere, non sono così sprovveduti come pensiamo noi. Sì. Cioè, poi sulle nuove tecnologie, secondo me avremo veramente da imparare, perché noi utilizziamo, non so, il telefono, il computer come una volta. Adesso invece ci sono 1000 altri modi. Sì. Per utilizzare queste nuove tecnologie che poi ci servono anche nella vita. Ad esempio anche l'intelligenza artificiale, loro come la sanno usare? E lo sanno anche usare, cioè proprio come un aiuto nella vita di tutti i giorni, nelle pratiche di tutti i giorni. Quindi tante volte secondo me se ci fermassimo ad ascoltare ci insegnerebbero tante cose. Solo che poi, vabbè, la vita, le routine, le cose che dobbiamo fare tutti i giorni un po' ci impediscono questo. Però Rinaldo l'ha detto e mi è piaciuto. Una volta la famiglia, c'era la mamma che faceva da psicologa e ha 8 figli. È vero, una volta le famiglie erano così numerose, cioè comunque c'era condivisione della quotidianità, che un ragazzo trovava qualcuno che l'ascoltava, se non erano i genitori perché lavoravano, c'era il fratello più grande, c'era lo zio, il cugino, il nonno. E qualcuno c'era, mentre adesso le famiglie sempre più ristrette, sempre più chiuse, sempre più isolate, creano veramente poi disagio perché non c'è rete. Però, dottoressa, il problema è che gli strumenti per aiutarli li abbiamo, e penso al mondo del volontariato, Sindaco, nel senso che abbiamo, mi sembra che siano più di 750 associazioni di volontariato e anche molto preparati, dei professionisti molto seri anche per l'ascolto, per l'accompagnamento, però non si fa rete, non vengono chiamati, cioè difficilmente riceviamo telefonate da parte anche di amministratori, a parte i soliti noti che li conosciamo, ad esempio anche la protezione civile, no? A parte il volontariato, invece di capire, come dice lei, nel momento che io ho questo impegno anche con questi genitori, provo a mettere assieme al tavolo anche qualcuno del volontariato che magari faccia l'ascolto, quanti c'è che fanno l'ascolto. E non si fa mai, Sindaco, poco, non vedo, cioè io telefono amico, ad esempio, penso a tante cose, perché questa famiglia non è che ha bisogno solo di una persona, ha bisogno di più cose, ha bisogno in certi casi anche di una persona tipo la dottoressa Tonel, che è psicologa, ha bisogno di un aiuto in famiglia magari anche economico,
ha bisogno di un aiuto anche per essere accompagnato, giustamente come dice la dottoressa, con questi nuovi strumenti. Io faccio lezioni di sicurezza il sabato per insegnare ad operare il cellulare, perché quasi sempre diversamente giovani, perché dobbiamo dirlo, non lo sanno. Noi gli mettiamo in mano la carta di credito, devono fare lo speed, no, lo diciamo, telefonino di ultima generazione, e loro poveretti non sanno neanche da che parte. Capisce che c'è qualcuno che corre, ma quelli che corrono sono gli stessi che quando io mi collego hanno bisogno di 6 persone che gli mettano tutto pronto, allora sono seduti e partono, però non sono loro in grado, a parte qualcuno, di gestire questo. Lei sorride, vuol dire che mi dà ragione. Sono di quelli. Ecco, perciò dobbiamo anche capire che si è corso troppo senza insegnare veramente quello che dovremmo insegnare, come usare. Come mai in Canada, in Australia sanno usare questi? Perché gliel'hanno insegnato prima di darglielo. Noi invece facciamo tutto, lo incontriamo, partiamo dal tetto invece che partire dalle fondamenta. Prego, Sindaco. No, ha perfettamente ragione, ci è mancato uno step di questo insegnamento tecnologico, ci siamo trovati in mano degli strumenti e ci siamo un po' adattati, cioè ci arriva il cellulare, quanti di noi si mettono a leggere le istruzioni? Nessuno, ci mettiamo, proviamo e facciamo magari tanti di quella confusione, e quindi anch'io chiamo mia figlia, mi insegni, mi fai... Cioè, è veramente loro sono questo. nati con questo, sì, loro noi sono no. nati con questo, noi eravamo abituati al telefono, cioè, siamo proprio di un'altra generazione, però se riusciamo a interagire con loro sono anche contenti di insegnarci. È che molte volte magari non vogliamo fare quel passo indietro, Bravo. Essere un po'... come sentirsi umili, inferiori. esatto, non vogliamo avere quell'umiltà per riconoscere a loro queste loro capacità, anzi cerchiamo di dire dai fai presto, insegni, cioè vogliamo essere un po' superiori. Comunque, riallacciandomi al discorso che del volontariato e che deve interagire con i giovani, e noi per esempio a Loria facciamo un incontro annuale che è la consegna delle costituzioni ai neomaggiorenni, che penso vengano fatti anche in altri comuni, e praticamente in quell'occasione a presentare la serata di consegna di queste costituzioni sono le associazioni di volontariato del territorio che si presentano a questi giovani, tipo i donatori di sangue, la protezione civile, gli alpini stessi, cioè creano un momento per dare... Sì, ma una volta all'anno? Una volta Sindaco? No, ma ha ragione. Qui si ha da lavorare tutti i giorni e capire come funziona il mondo. Era quello dove che volevo arrivare, che non basta avere questo incontro, dire ci siamo, se dopo non c'è un confronto e si va a prenderli anche dopo, perché in quell'occasione magari arrivano intanto solo il 50% dei giovani, non arrivano tutti, e vengono magari portati anche dei genitori che dicono dai, vai. Quelli bravi che stanno, e gli altri ciao. Esatto. Allora andiamo a vedere invece questa scolaresca col caos a Praga, sentiamo la dottoressa Tonnel come commenta questo servizio. Se volete tornare a casa, dovete tornare a casa in modo civile, educato, ma non certo come avete fatto il viaggio finora. Quindi potrebbe anche essere che se non troviamo una soluzione, io chiamerò l'autista non appena sarà riposato, metterà in moto il pullman e verrà a casa da solo, perché in queste condizioni la nostra azienda non viaggia. È un vero e proprio ultimatum quello che Vito Battistuzzi, titolare dell'omonima ditta di trasporti di Conegliano, ha rivolto a una scolaresca padovana in gita in questi giorni a Praga, circa 70 studenti di quinta superiore. La situazione dentro e all'esterno del pullman è diventata infatti incandescente, con ragazzi che sembrano totalmente fuori controllo. A riferirlo allo stesso Battistuzzi è stato un prof accompagnatore anche lui nella capitale della Repubblica Ceca. Alle 8:30 mi telefona un insegnante e mi dice: io sono un insegnante che è a bordo di un suo autobus in gita a Praga con il suo autista, e sa, questa notte i ragazzi hanno sfasciato un po' l'albergo, poi hanno fatto un casino tutta la notte, non ha dormito nessuno,
giorno, tutta la notte in piedi, non te svegli, l'autista è stanco morto perché non ha mai dormito, aveva gli occhi fuori di testa, però sa, noi adesso dobbiamo andare in giro per Praga perché abbiamo le visite prenotate e l'autista si rifiuta di portarci in giro perché lui è stanco e deve riposare. La situazione è quindi seria, ma è soprattutto il tenore della telefonata a sconcertare Battistuzzi. Sono rimasto senza parole perché questa sì, è la prima volta che mi succede, ma gli ho chiesto anche, ma mi scusi, ma lei con l'autista che lo vede in queste condizioni sale tranquillo in autobus con altri 70 ragazzi e va in giro così? Cioè, dovrebbe essere lei, mi sembra che insomma massima responsabilità e serietà da parte dell'autista che si rifiuta di portare in giro, cioè prima cosa penso sia la sicurezza. Il titolare dell'azienda non ci sta, i video dell'arresto che arrivano dal pullman documentano una situazione di caos tra spazzature e sigarette elettroniche, il mezzo è quindi fermo da oltre 24 ore con tutte le conseguenze del caso. Loro si stanno muovendo a Praga a piedi, autonomamente, perché l'autista è fermo, anche perché io sto appunto aspettando da parte della scuola, dall'istituto della scuola non mi ha chiamato nessuno. Dell'agenzia mi hanno mandato una mail questa mattina dicendomi che si stanno mettendo d'accordo e che mi garantiscono che il viaggio di rientro sarà rispettando le norme di sicurezza. Tutto nero su bianco, con Battistuzzi che si sta interfacciando con la ditta tramite del viaggio. In corso, di fatto, c'è un braccio di ferro, informate anche le forze dell'ordine. Che arrivi una forza di polizia ce l'hanno già garantito nella tratta Tarvisio-Pordenone, perché noi appunto abbiamo fatto questa denuncia, quindi già la Polizia di Stato ci ha già chiesto che faranno questo intervento, quindi ci chiederanno domani l'orario, il passaggio per intervenire, perché noi comunque quella lettera l'abbiamo girata anche alla Polizia di Stato, quindi loro faranno un intervento, questo sicuramente, però prima di arrivare in Italia ne abbiamo 8 ore, sì. Dottoressa Tonelli, dura è commentare sta roba, Sono un po' senza parole, che quando ci sono questi casi così limite, insomma, non ci sono parole da spendere, insomma, dispiace. Dispiace vedere, insomma, che ci sono dei giovani che, insomma, si comportano così, non rispettando le regole, non rispettando gli altri. Dispiace anche vedere degli insegnanti che non riescono a prendere delle posizioni, che non riescono a fare il loro ruolo di insegnante. Rispetto. E quindi, insomma, non riescono a sistemare questa situazione che mi sembra abbastanza grave, insomma. Non ho altre parole. Ho visto che è rimasta senza parole. Sindaco? Vabbè, sono basito perché innanzitutto non voglio credere che tutti i 70 ragazzi siano 70 teppisti o bulli, eccetera. Quindi vuol dire che c'è, come sempre, una frangia di questi ragazzi che hanno poi coinvolto anche tutti gli altri, e gli altri per, penso, timore o quant'altro, non dico che si adeguano, ma semplicemente non fanno niente per interrompere, perché a volte la miglior soluzione è che dall'interno del gruppo emergano quei ragazzi positivi che riescono a far sì che gli altri vengano messi in minoranza. Probabilmente in questo caso la maggioranza dei ragazzi sta calma e quei bulli stanno prendendo il sopravvento. Probabilmente, come dice lei, questi bulli si riescono a individuare anche prima, e quindi la mia domanda è: ma siamo sicuri che tutti meritavano quel viaggio? Cioè, perché se il viaggio è fatto all'intera classe, o l'intera classe ha dimostrato durante il suo percorso che era una classe che si poteva mandare tranquillamente in gita, oppure qualcuno di loro doveva essere fermato prima, perché questi personaggi che si comportano così sono noti. Io non voglio discriminarli, ma a un certo punto per andare a Praga in questo caso bisogna meritarlo, e quindi magari provvedere prima a dire: mi dispiace, tu resti a casa. Perché? Perché il tuo comportamento durante l'anno si è manifestato in modo negativo. Cioè, a volte bisogna un po' prendere dei provvedimenti duri all'inizio per evitare di arrivare a questo punto, però è facile dirlo dopo. Cristina, vai Cristina. Sono il marito, lo faccio subito. Mi venga. Vai Cristina. Allora Cristina, inutile che continui a chiamare. Io ti ho promesso che quando avevo notizie con il sindaco e dal sindaco ti avrei chiamata. Non sono ancora riuscita a mettermi in contatto, non so niente, perciò finché non ho le idee chiare su quello che appunto tu mi chiedi e che vuoi essere aiutata,
non è che mi sono dimenticata, ma non è che io posso risolverti il problema magari che hai da anni in 2 giorni. Devi portare un po' di pazienza finché riuscirò a capire cosa ti è successo e se posso aiutarti, che non è che io posso aiutare tutti e chiunque. Come dico, gli assegni che vedete sono mirati, non sono un bancomat che uno chiama e io arrivo a casa e ti do l'assegno. Calma, cioè capite anche chi non vuol capire? Non siamo un bancomat, siamo un'associazione che cerca di dare un po' di respiro alle persone in difficoltà, ma prima monitoriamo il caso, se possiamo farlo intanto, se è giusto farlo come dice il sindaco, perché ne ho viste di tutti i colori, che io a vedere anche il rovescio della medaglia, perché raccontarle è facile, dopo quando vado a vedere molte volte anche un'altra storia che esce. Perciò Cristina, stai serena e tranquilla che non mi sono dimenticata. Detto questo però, c'è un però. Allora, ad esempio, i portavalori. Partiamo dal portavalori, visto che questi giovani sono dei valori, almeno dovrebbero essere dei valori. Continuiamo ad avere mezzi blindati, che poi questi bande di delinquenti, una ne pensano e 100 ne fanno, bloccano le autostrade, incendiano delle macchine, li fermano e noi vediamo questi blindati che girano tranquillamente. Allora io mi domando, magari mettere l'esercito qualche volta con le pattuglie, uno davanti e uno dietro, visto che li abbiamo le caserme, visto che sono veramente pericolosi, perché sappiamo cosa fanno, cioè non è che arrivano quelli con l'infradito scalzi, qui arriva quelli dall'est con i mitra, con i Kalashnikov, e di questi non ne parliamo degli altri, perché questi gli fa paura, sindaco, io dico mi fa paura questi a parlarne, perché qua arrivano. E questo è lo stesso con i giovani, sappiamo, ma chi se ne frega dell'auto blindato se poi avete visto cosa succede? Possibile non riusciamo a capire che dentro quell'auto ci vuole qualcuno che veramente sappia far capire che il rispetto è la prima cosa, il rispetto delle persone, dei loro amici, degli altri studenti, come dice lei, che magari si comportano bene e per paura, perché poi è la paura, perché devi fare gruppo, devi stare zitto, devi fare rete, non puoi perché sennò chissà cosa. Cioè non può funzionare così. Questo autista ha ragione, ma cosa sta succedendo? Ma come devo fare un viaggio lungo così e mi arriva, come dice lei, io non penso neanch'io che siano tutti 70 i ragazzi che si comportano e volevano comportarsi male, però sono bloccati dalla paura, dal timore, perché regnano questi bulletti, questi 2 o 3 bulletti che poi intimidiscono perché sanno che gli altri sono fragili, senza sapere che i più fragili sono loro, qualcuno dovrebbe pur dirglielo. Dottoressa, come facciamo a dirglielo che i fragili sono proprio questi qua? Sì. Loro sicuramente nascondono queste loro fragilità comportandosi in maniera così estrema. Certo è che i comportamenti così estremi creano proprio tutto un sentore di timore, di paura all'interno del gruppo. E mi viene da dire anche degli insegnanti, perché se non sono riusciti a parlarci o a calmarli o a trovare un'altra via, mi stupisce anche un po' gli insegnanti che dicono no, vabbè, facciamo lo stesso la gita, piuttosto portiamola fino alla fine, ma non si sa bene come. Insomma, anche qui, insomma... Perché non farli accompagnare magari da qualche genitore, no? Perché non deve esserci il genitore nella gita? O il papà o la mamma o anche 2. Vediamo all'asilo, non vengono accompagnati dai genitori a fare... Cioè questi qua hanno bisogno sia i genitori che i ragazzi di essere messi insieme per capire dov'è il problema, perché se continuiamo a lasciarli fare quello che vogliono, che tanto qual è il problema? Cosa faccio? Una lavatina di capo a casa, forse, oppure questo genitore va dal sindaco e dice no, mio figlio è più bravo. Guardi, dottoressa, che io ho avuto un sindaco che mi ha detto, guarda Mirella, davanti a me facevo vedere il video di suo figlio, siamo in un paese, guarda tuo figlio, continuava a dirmi questo non è mio figlio, io non ne potevo, ma come non è tuo figlio? Ma guarda che lo conosciamo, ma guarda, non è mio figlio, ti sbagli? Cioè capisce che difendono l'indifendibile perché hanno paura di mettersi in gioco. Allora io ringrazio la dottoressa Tonel che lascia lo spazio a un'altra gradita ospite che è Sara Simeonato, veramente grazie dottoressa Tonel per quello che ha detto, il sindaco rimane con me, pubblicità.
E siamo con Sara Simeonato, è doveroso averla invitata questa mattina a parte di Mirella, perché Sara Simeonato, che è referente regionale Veneto Plastic Free, ma non solo, ha ricevuto un premio importante. Finalmente, dico io, questo premio va dato a una persona che lo merita, che tutti i giorni mette questa famosa goccia nell'oceano, bisogna dirlo, sempre con il sorriso, con l'ottimismo. Allora Sara, complimenti per questo premio. Diciamo che premio hai ricevuto anche al sindaco. Dai, racconta Sara l'emozione del premio. Scusate, sono emozionata anche se è passato un anno da quella telefonata che avevo ricevuto, ma è ancora emozionante perché c'è tutta una storia dietro, non so se vuoi che lo dica. Certo. Praticamente un giorno ero a casa e ho ricevuto una telefonata e mi fa: salve, siamo i carabinieri di Zero Branco, deve venire qui a firmare le carte per il cavalierato. Ho detto: no, scusate, cosa? E fa: sì signora, deve venire a firmare le carte per il cavalierato. Ho detto: no, scusatemi, io non so di cosa state parlando. E mi fa: signora, le carte? Ho detto: guarda, venga qui signora, deve firmare le carte. Ho detto: ok, quindi io prendo di corsa, ci ho detto cosa ho combinato adesso, ero lì tutta preoccupata, ho detto: oh mamma. Ok, quindi vado lì e mi fa: signora, le carte per il cavalierato. Ho detto: guardate che veramente io non so di cosa state parlando. Fa: signora, allora significa che qualcuno ha fatto queste carte per lei per dare l'onoreficenza a livello proprio di Stato. E io ho detto: ma chi è che ha fatto queste carte, eccetera. E in poche parole loro mi dicevano: guardi, non sappiamo dire chi, però mentre giravano le pagine a un certo punto ho visto la mail di mio marito. E lì proprio sono caduta come un pero perché io non sapevo niente. Poi parlando con le famiglie, con i miei soci, i miei genitori, loro sapevano tutto. Mio marito era mancato ad agosto e loro mi avevano chiamato a novembre. Quindi in poche parole mio marito, mentre era malato di tumore, aveva pensato di farmi arrivare questa onoreficenza, perché io faccio molto volontariato, lui mi ha sempre visto molto convinta che... La stai commuovendo il sindaco, Sara. Lo stai commuovendo, Sara. E quindi praticamente prima di compiere, lui è mancato al 15 di agosto, ha fatto un anno... 2025, è vero Sara? No, 2024. 2024. Sì, e in poche parole... Durante la sua malattia, perché lui è stato malato un anno, purtroppo è morto che aveva 40 anni compiuti da un mese, e durante questa malattia che è durata un anno ha pensato Sai qual è la cosa assurda, Mirella? È che mentre lui era malato e mi diceva vai a fare volontariato che dopo devi supportare me, io toglievo la parte del tempo a lui per far volontariato e lui voleva premiarmi per questa cosa. Quindi è stato molto, molto forte come cosa. Poi io ho firmato le carte, eccetera, e a dicembre, il 18 dicembre, mi hanno chiamata per fare la cerimonia. Quindi sono andata e lì è stato molto bello, è stato molto emozionante, tanto che io ti dico ero agitatissima, però sì, è stata veramente un'esperienza molto forte per me. Perciò sei cavaliere? Allora, non farmi dire tutta la descrizione, dai. Non farmi tutta la descrizione perché non la so a memoria. Vai, sei cavaliere. Cavaliere onore al merito per la Repubblica Italiana. Adesso forse allora siamo in due, ecco. Anche tu? Sì, dai. Da tanti anni. Dai, Mirella, sempre, sì, anch'io non ho mai saputo invece chi ha fatto il mio nome, per merito, non per la spinta. Ce lo siamo guadagnato, forse qualcuno l'ha capito, Sara, di sicuro noi non abbiamo bussato per dire no. Guarda che mi piacerebbe avere quel premio, cerca di aggirare, anche qua sarebbe da discuterne molto su questo premio molto importante per chi veramente è nel pezzo e qualcuno
ecco, vero Sindaco, che sarebbe da rivedere oltre a Lise anche questo premio, sarebbe da rivedere a chi va dato questo premio, per quali meriti, perché veramente... Però chi lo riceve sa di averlo meritato. È un'emozione. Al di là della storia che mi ha veramente commosso, è veramente, si parlava di egoismo prima, qua invece abbiamo l'altruismo veramente al di là, perché il marito che stava veramente male, piuttosto di egoisticamente avere te sempre presente, perché sappiamo quando si è malati che si diventa sempre, cioè vorresti sempre le persone vicine, lui invece ha saputo donare il tuo tempo anche agli altri e poi fare questo gesto di riconoscenza. È veramente una cosa veramente che mi ha commosso, e che faccio i complimenti a te e a lui e a tutta la famiglia, perché veramente è un esempio che dobbiamo portare alla ribalta e non sempre avere quelle cose negative che infatti l'ho vediamo. Invitata, Sara, viene sempre dalla Mirella. E io so che lei arriva, perché te lo meritavi proprio anche dal Sindaco questo complimento. Grazie, e lui era una persona veramente pazzesca. Uomini così dovrebbe essere pieno il mondo e le cose sarebbero veramente diverse. Ascolta Sara, com'è la tua opinione? Invece hai sentito prima la dottoressa, anche il Sindaco, per quanto riguarda i giovani, perché anche voi avete invece bellissimi esempi di giovani che fanno queste raccolte, che cercano di avere anche un'educazione diversa, insegnando loro anche la differenziata, ecco, cos'è lo scarto. Ecco, come vedi tu questi ragazzi, queste famiglie che arrivano a voi, che fate assieme, ecco, questa meraviglia, perché voi si raccogliete, no? Lasciatela, voi andate a raccogliere, lei esce tutte le mattine e raccoglie sempre, Sara è sempre là che raccoglie. Prego Sara, come vedi queste figure? Ci sono due tipi di ragazzi adolescenti, perché se parliamo di bambini, i bambini verrebbero subito a raccogliere, non si fanno tanti pensieri. Se io dico guarda, se raccogli quello salvi una tartaruga, il bambino litigano per raccogliere quella cosa, quindi sostanzialmente non sto parlando di bambini, parliamo un po' di adolescenti. Gli adolescenti sono due categorie, quello che anche se viene spronato un po' viene, e poi c'è quello che proprio non ne vuole sapere. Mi è successo perché io poi sai vado nelle scuole, ho fatto più di 3.500 studenti, quindi faccio la sensibilizzazione a qualsiasi livello scolastico, e nelle superiori sostanzialmente quando vado lì tante volte facciamo, che ne so, la teoria, cioè perché vengo qui, perché stiamo parlando di questa problematica, e dopo si esce a raccogliere. Mi è successo tipo che una volta c'era lì un ragazzo, cioè tutti raccoglievano, c'era questo ragazzo messo così che guardava tutti, e faccio dai raccogli anche tu. Fa io non raccolgo la sporcizia degli altri. Ho detto sì, ma guarda che quella sporcizia se resta lì te la mangi anche tu, quindi raccoglila. Beh, a me non interessa, posso anche mangiarla. Ho detto vabbè, allora facciamo così, se tu vuoi mangiarla va bene, però magari la mangiano i tuoi figli, quindi raccoglierà lo stesso. E fa io non voglio figli. Va bene, hai una sorella, un fratello? E lui fa ho una sorella, bene, allora per tuo nipote raccogli quella cosa. Lui ha aspettato un po' e poi ha tipo guardato in giro, c'erano i compagni che lo guardavano, il classico bullo che poi vuole far vedere a tutti i costi che lui è forte, che lui deve invece avere l'ultima parola. Che lui è l'ultima parola in assoluto, non lo scalfisci e non... Però allora... Ma ha raccolto? No. Però sai cos'è? Che secondo me sono proprio quei ragazzi lì che alla fine devono entrare in contatto con noi. Il problema è che le associazioni adesso non possono portare i minori. Cioè io non posso portare un minore da solo a fare una raccolta, non posso prendere e dire diventa referente anche tu plastic free, perché magari di ragazzi ce ne sono anche, ma non posso farlo con ragazzi minorenni. Secondo me quello che sarebbe giusto fare affinché questi ragazzi trovassero le cose giuste su cui credere è, dalla terza superiore in poi, loro dovrebbero avere delle ore di volontariato obbligatorie, in come le ore scolastiche. Se tu non fai un tot di ore
all'anno, durante i 9 mesi scolastici di volontariato, tu non vai avanti, vieni bocciato. Educazione civica anche. Esatto. Loro dovrebbero entrare dentro nelle RSA e vedere gli anziani che sono da soli dalla mattina alla sera. Dovrebbero andare dai disabili e vedere cosa significa per loro avere una persona lì che entra e gli fa un sorriso. Loro queste cose non le sanno, io sì perché ci sono dentro, tu sai, faccio anche il clown di corsia, oltre a fare con plastic free. Finalmente l'hai detto, io non l'avevo detto e speriamo che dica che fa anche questo, clown di corsia. Loro dovrebbero vedere cosa io trovo quando esco, quando vado in un parco per bambini, Mirella, e trovo le siringhe. Loro dovrebbero capire, dovrebbero vedere coi propri occhi, avere... Cosa può portare quella siringa di male? Perché una volta, quando sono andata alle elementari, c'era un bambino che ha alzato il pantalone e mi ha fatto vedere che giocando a calcetto in un parco c'era un vetro e si è fatto 30 punti in una gamba. Quindi, quando entrano in contatto, cioè secondo me dovrebbe essere così, dovrebbe essere che loro entrano in questi mondi, perché vederli da fuori non hai la stessa percezione. Guarda, ti ringrazio perché io lo dico tutte le mattine, guarda Sara, veramente grazie per quello che hai detto, perché qualcuno deve pure ascoltarci, perché noi siamo nel pezzo, cioè noi li vediamo e possiamo anche portare magari a nostro avviso delle soluzioni anche fattibili, invece cosa abbiamo? La burocrazia che ci blocca. Esatto. Ecco qua, guai toccare il minore, sì. Guai toccare, poi ne fai tutt'icolo, però guai toccare. Allora Sindaco, come commenta queste parole di Sara molto importanti anche per lei, per far capire, cioè cosa dobbiamo fare, incontri con la cittadinanza per far coinvolgere, cosa dobbiamo fare per far capire che bisogna veramente, in attesa che la politica decida di cambiare le regole del gioco, dovremmo pur fare qualcosa, se no sto autista rimane là per 10 anni prima che arriva. No, Prego. Sicuramente le parole dette sono importanti perché portano degli esempi e cose concrete che bisognerebbe fare. Finché nominava la scuola di fare questo volontariato all'interno di RSA o in altri casi, la proposta potrebbe anche essere quella di adesso le scuole fanno tutti gli stage orientati per la professione e quant'altro, ma a sto punto perché non fare anche degli stage sulle varie in altre associazioni di volontariato? Invece questi li chiamo stage, ma in realtà sono lavori socialmente utili, vengono fatti fare a gente che magari ha commesso qualche di piccolo reato e vengono visti come dei lavori obbligatori da fare e non vengono visti invece come che dovrebbero essere un'opportunità per far del bene alla comunità, e quindi lo fanno fare a quelle persone che hanno commesso qualcosa, ma invece bisognerebbe educarli e farli fare ai ragazzi, perché se i ragazzi crescono con questa mentalità che si deve fare qualcosa nelle loro ore libere piuttosto che rimanere a casa o in altri posti a giocare col telefonino, dedicare magari una mezz'ora al giorno a queste attività, magari crescendo si rendono conto dell'utilità di questi gesti e cambiano anche la loro prospettiva. Certo. Quello che dice è verissimo, quel ragazzo che si impunta io non lo faccio, ma perché? Perché probabilmente non ha mai visto l'utilità di fare qualcosa per gli altri prima, non sa neanche magari cos'è. dalla famiglia e a scuola. Se cresci che gli dai, non dico un obbligo formativo, ma comunque un qualcosa per indirizzarlo a fare del bene nella comunità, magari qualcosa cambia. Allora io ringrazio l'ex assessore o già assessore ancora per poco, anzi no, perché è cambiato il sindaco a Silea, Francesco Biasin, che anche fa parte anche dell'ULS 2, dove ci sono questi educatori, il quale ha raccontato che ha fatto una cosa semplicissima. Ascolti bene perché è bellissimo, sindaco. Allora, dove si trovano questi diversamente giovani, questo circolo, e praticamente c'era una festicciola con i bambini, i genitori diversamente giovani, c'era una festa e all'esterno di questo circolo, che c'è un bel prato, c'è un bel viale, c'erano i famosi ragazzi sopra le righe, che anche stavano un po' disturbando. Allora cosa ha fatto Francesco? È uscito, ha detto ragazzi la smettiamo, dai c'è anche una bella festa, anzi vi invito a bere un'aranciata dentro tutti assieme, venite a bere un'aranciata con noi, eccolo qua.
Ma anche sì, se vedi chi aveva anche sì, sta anche fortunato secondo me. Anche sì. Cosa è successo? All'interno ha rilanciato ancora l'assessore, perché vedeva che questi ragazzi stavano guardando i tavoli. C'erano queste persone che giocavano alla tombola. Ha detto, perché guardate, sapete che gioco è? Mai visto noi altri sto gioco? Ah no? Curiosi. E poi ha detto, sentite ragazzi, visto che c'è questa festicciola e dobbiamo dare dei premi, perché non date voi i premi a questi bambini, alle famiglie? Dai, facciamo assieme. Ah, non volevano più andare via dopo. Incuriositi dalla tombola, pensa che gioco, hanno dato loro, ecco l'astuzia di questo educatore, perché bisogna anche capire da che angolazione devi prenderli, no? Sì. Lui ha visto la curiosità, la voglia di capire cosa c'era all'interno, eppure loro erano sempre là fuori di questo centro, però non entravano, stavano fuori, magari la voglia c'era, ma anche no, meglio che faccia casino fuori, come dice lei, no? Allora sindaco, non è che forse dovete fare questo in attesa che qualcuno si decida a cercare di metterli assieme, visto che tutti avete i centri, ecco, di queste persone che possono insegnare, perché l'ha detto quel ragazzo dell'Irige, noi abbiamo bisogno di una guida, lo dicono se li lasciamo parlare. E non può questo autista dire cosa faccio io per tornare, ma come te ganna a scuola dentro e non sai come tornare, poveretto. Prego, sindaco. No, sicuramente è un'idea e ovviamente il sindaco adesso di Silea ha visto giusto, probabilmente è anche un esperto. L'assessore, no? L'assessore, ecco. No, non sbagliamo, per carità. No, ma giusto, non avevo capito se era quello che aveva... L'assessore ecco. Adesso il sindaco è decaduto, perciò ci sarà tutto il nuovo rinnovo. Io ho augurato... Magari, dicomi, magari. Ecco. No, ma sicuramente ci ha visto lontano, perché effettivamente questi ragazzi sono curiosi, bisogna dargli l'opportunità di fare qualcosa che li renda partecipi su certe cose. Se gli dai l'opportunità, anche noi adesso... Parto sempre dalla mia esperienza, cerchiamo di creare, di fare dei gruppi di giovani e dargli in mano a loro la creazione di qualche evento. Ci stanno portando avanti da diversi anni il cinema all'aperto, stanno organizzando delle feste, ovvio vogliono avere una loro autonomia, con la supervisione magari degli adulti, però se gli dai l'opportunità, sono ragazzi che si spendono, che sanno fare le loro cose, non sono stupidi. Anche, bisogna responsabilizzarli. Sara. Tu devi sapere, Mirella, che lunedì, martedì e mercoledì mattina sono stata al CEOD lì a Silea perché ho, insieme con i ragazzi disabili del CEOD, ho insegnato a loro come esporre i problemi della plastica e dell'inquinamento, e i ragazzi delle Canossiane sono venuti con la corriera lì al CEOD e per 3 mattine io insieme con i disabili abbiamo parlato ai ragazzi delle Canossiane di questa problematica. E come li hai visti, ecco, questa unione tra il diversamente agile, il normodotato, come hai visto questa fragilità messa assieme all'altra? Allora, non sono abituati secondo me a questa cosa, quindi è bellissimo il fatto di metterli insieme ed è bellissimo anche dare, cioè far sentire il disabile protagonista sotto questo punto di vista. Loro erano felicissimi, emozionati. I ragazzi di là appena entravano erano un po', cioè, tipo mamma mia, dove sono? Cosa devo fare? Cioè, perché anche comunque hanno l'età, era in seconda media mi sembra, e quindi anche loro erano un po' così vergognosi, un po' di timore, però alla fine è stato bellissimo, ho fatto 3 mattinate così, è già il 2º anno che faccio questo progetto apposta per... Bravo. C'è la Roberta che è la dirigente del CEOD, che è molto propensa a questi tipi di attività, porta fuori anche i ragazzi a raccogliere, i ragazzi disabili, li porta fuori, li mette a contatto con la comunità. Sai cosa? Che serve tanto tempo, serve organizzare, serve e quindi tanta fatica, perché come dicevi tu la burocrazia... Sai Sara che serve tanto tempo, serve tanta voglia di fare. No, ma anche
la burocrazia, dicevo, sì, come ma dicevi serve prima. anche la voglia di fare, Quello perché sì, tu è la parli base. a persone che hanno voglia di fare, però parli anche alle persone che sono là e non hanno voglia di fare. E dobbiamo capire chi ha voglia di fare, perché io penso, Sindaco, che il sociale sia talmente delicato che non è che tu puoi mettere chiunque, uno sportello, devi mettere delle persone che veramente credono. Io quando facevo Villa Margherita Inclusiva, e tu lo sai, ecco cosa ho fatto, proprio mettere assieme, ho visto, e l'ho anche detto, gli educatori giovanissimi, giovani, con una voglia di fare enorme. Loro avrebbero fatto il mondo, però fermati da quelli che hanno una certa età e che la vedono in maniera diversa. Cioè sono dei binari che corrono paralleli, però c'è il treno, c'è Italo e c'è un altro treno. Bisogna vedere che treno questi ragazzi prendono, con chi lo prendono, perché anche orari, giorni. Certo. Ma io non devo essere fortunato, Sara, di prendere quel treno là. Io devo prendere qualsiasi treno che mi porti al traguardo per imparare. Sbaglio, Sindaco? No, hai perfettamente ragione, però devo dare ragione a Sara perché la burocrazia anche quella ci frena tante volte. Cioè, io adesso faccio parte dell'amministrazione pubblica e quindi la vedo dall'altra parte e ci dobbiamo, tra virgolette, tutelare, perché poi se succede qualcosa, qualche manifestazione o quant'altro, i responsabili diventano gli amministratori che hanno autorizzato queste cose. E quindi nel tempo, perché qualche anno fa era molto più semplice organizzare delle feste, degli eventi. Tutto più complicato. Adesso c'è l'impossibile da preparare. Perché hanno messo assieme il concerto con la Sagretta, cioè tutto uguale, Hai non capito? è giusto? Sì. E quindi dopodiché succedono quei fatti gravi che per televisione ci fanno vedere e quindi tutti prendiamo paura. Andiamo a vedere questo video, lo devo far vedere, tema ambientale proprio del sindaco Alberto Battistella. Andiamo a vedere. Buonasera, vorrei affrontare un problema, un discorso ambientale, perché quando parliamo di ambiente spesso pensiamo a problemi lontani, il clima, l'inquinamento globale, le grandi emergenze, ma c'è un tema ambientale molto più vicino a noi, quotidiano, direi concreto, che è la cura degli spazi comuni, quelli nostri di tutti i giorni. Abbiamo strade sporche, parchi trascurati, rifiuti abbandonati lungo i fossi e nei corsi d'acqua e non sono più un problema di decoro, sono un segnale di scarsa attenzione verso la comunità e verso il territorio in cui viviamo. Negli ultimi anni abbiamo visto situazioni che preoccupano, aree verdi trasformate in discariche improvvisate, sporcizia nei luoghi frequentati da famiglie e bambini, rifiuti che finiscono nei fiumi e poi inevitabilmente arrivano a valle. Tutto questo ha un costo ambientale, economico e anche sociale. Poi ci domandiamo perché succede. Non sempre è per mancanza di servizi, spesso è una questione di comportamenti sbagliati. C'è ancora chi pensa che lo spazio pubblico non sia di nessuno, quando invece è di tutti, e quello che è di tutti va rispettato più di ogni altra cosa. Come amministrazione stiamo facendo la nostra parte con anche interventi di pulizia, con controlli più attenti, con sanzioni dove necessitano, con il coinvolgimento anche di associazioni e di volontari, sempre però più scarsi. Ma dobbiamo essere chiari, il comune può pulire, ma non può sostituirsi al senso civico delle persone. La vera sfida è una sfida culturale, significa educare al rispetto, partire dalle scuole, valorizzare chi si comporta correttamente e non tollerare chi si comporta male. Vorrei lanciare un messaggio semplice ma forte. Gli spazi comuni sono casa nostra, il parco dove giocano i bambini, le strade che percorriamo ogni giorno, il fiume che attraversa il nostro territorio raccontano chi siamo come comunità. Se li rispettiamo viviamo meglio tutti, se li trascuriamo perdiamo qualità della vita, sicurezza e senso di appartenenza. L'ambiente non è un concetto astratto,
ambiente e come trattiamo il luogo in cui viviamo ogni giorno, ed è una responsabilità che riguarda il comune, certo, ma anche ogni singolo cittadino. Allora, Sara Simeonato, cosa dici di questo sindaco che sta cercando proprio di cambiare culturalmente anche il modo di gestire i rifiuti, i parchi, la pulizia? È un rispetto dell'ambiente, è un rispetto per tutta la comunità. Prego, Sara. Lo so che dirò una cosa che è un po' una cattiveria, nel senso che io sono sempre stata dell'idea che più noi facciamo con i giovani, più abbiamo la possibilità di cambiamento. Con gli adulti non c'è la stessa possibilità, perché gli adulti fanno fatica a cambiare. Loro stanno nel suo metodo, nelle sue cose, nelle sue spese, il modo anche di trattare l'ambiente, eccetera, e fanno fatica a cambiare. Quindi purtroppo, se noi troviamo un sacco di cose in giro per la strada, è perché c'è questa difficoltà. Perché sostanzialmente, guarda, io parlo del caso che ho dietro casa, io sono di Quinto, quindi tu lo sai, Mirella, io sono anni che lotto contro una persona che fa sempre la stessa strada, la cambia leggermente, però e lui butta per terra continuamente i brick di vino. Continuamente. Io in alcune raccolte sono riuscita a riempire un sacco. E lui continua, è da anni che vado avanti con questa lotta. Avevo fatto dei video per scherzare, sai, dove tipo li contavo 1, 2, 3 e allora poi quando li facevo vedere alle elementari dicevo dai, allora ragazzi, chi riesce a contarli bene togliendo l'audio vince. Ma arrivavo anche a 60, 70 brick. Nessuno lo può fermare, no? E io magari avevo fatto la raccolta tipo 2 mesi prima, Allora, grazie a Sara Simeonato di essere stata con noi, grazie veramente. Grazie. Sindaco, come ci saluta, con quale messaggio? Sarebbe semplice e auspicabile dire che di impegnarsi tutti, come dice Sara, a fare noi il primo passo, perché se aspettiamo che arrivino sempre le amministrazioni comunali a raccogliere le carte, aspettiamo, mentre se ognuno di noi raccogliesse una carta, un cartone, qualsiasi cosa che vediamo per terra, la nostra comunità sarebbe più bella. Bisogna tirarsi sulle maniche, ma prima di tutto da cittadini, io per primo, e poi l'amministrazione farà quello che non riusciamo a fare noi cittadini, ma non possiamo pretendere che arrivi prima l'amministrazione e noi cittadini fermarci a guardare e solamente dire là è sporco. Facciamo il primo passo e così riusciremo a migliorare il nostro ambiente. E magari anche una collaborazione con Plastic Free, vero Sindaco? Sicuramente. Non farebbe di sicuro male, come ha spiegato. Sicuramente adesso ci metteremo in contatto per avere questa possibilità di collaborare. Grazie veramente, grazie anche al sindaco veramente di Alberto, che è stato con noi, Alberto Battistella, sindaco di Loria. Grazie, pubblicità. Magnifica foresta incontaminata a cavallo tra le province di Treviso, Belluno e Pordenone. Il Cansiglio, terra di faggi ed abeti secolari. Il Cansiglio, terra cimbra. Con l'avvento di Napoleone nelle terre venete, molte popolazioni si videro private dei privilegi e dei diritti acquisiti. Ai cimbri scatoleri della comunità di Roana, nell'altopiano di Asiago, fu tolto il privilegio di usufruire degli alberi di faggio, necessari per il loro lavoro. Erano loro degli artigiani del legno e ricavavano dal legname di faggio, con una particolare tecnica, delle asticelle dello spessore di qualche millimetro, che, curvate a 360 gradi ed opportunamente assemblate tra loro in varie combinazioni, davano origine a dei contenitori cilindrici molto usati nel vivere di allora. Da qui deriva appunto il termine
la fine del 1700, sembra su indicazione di un funzionario della Serenissima, giunsero in Cansiglio, dove gli alberi di faggio erano abbondanti e di ottima qualità. Dapprima arrivarono stagionalmente, poi verso i primi anni del 1800 si insediarono stabilmente formando i primi villaggi. Pian dei Lobi, Pic, Vallorte, Valbona e Canaie Vecio. Furono di fatto i primi abitanti della foresta e osarono in quella che allora era considerata un'impresa impossibile, trascorrere nella foresta anche i rigidi inverni, caratterizzati da temperature polari e abbondanti nevicate. Presentare i graditissimi ospiti, sentiamo Callice da Vicenza, almeno ho capito così, prego. Grazie. Callice, prego, prego. Complimenti, sei una donna eccezionale. Non si è capito niente, aspetta un attimo, riprendi. Sei una donna eccezionale, però volevo dirti che ieri sono andata al supermercato a proposito dei bambini, no? Sono andata al supermercato, sai, mi fanno paura i bambini piccoli. Ti guardano con sfida, con cattiveria, piccoli, mi viene da piangere. E la colpa penso sia dei genitori. Io sono nonna e ho una paura tremenda, ho due nipoti che hanno 15 e 13 anni. Ma non si può dire niente a questi genitori, ma perché non capiscono niente? Ma guarda che fanno veramente paura e dispiacere, perché vedere dei bambini così piccoli, con questo sguardo cattivo, io non so cosa si deve fare. Dimmi tu. Grazie caro, Io grazie. ho due ragazzi, adesso uno ha 15 anni e ha una paura tremenda perché è cambiato dal giorno e dalla notte. Tu parlavi prima dei ragazzi lì, che ho sentito la signora che diceva di quel ragazzo che non ha preso la spazzatura. Guarda che fanno paura, sai. Grazie carissima, grazie, fammi andare avanti, ma ho capito il tuo pensiero, hai fatto bene a dirlo. È quello che dico purtroppo tutte le mattine, che la paura regna sovrana, non va bene assolutamente, dobbiamo cercare di fare qualcosa. Allora io ringrazio tantissimo Lino Azzalini, Presidente Cimbri del Cansiglio, per questo bellissimo video e altri video che vedrete prossimamente. Saluto anche Alberto Franceschini, Presidente Anteas, grazie anche a lei Presidente di essere qui anche per parlare di giovani, di meno giovani, di volontariato. Allora iniziamo proprio da Lino Azzalini, cosa abbiamo visto, ma soprattutto cosa diciamo a questa nonna che sicura ha bisogno di sentire un qualcosa di gentile, di dolce. Ma io credo che comunque anche influisca molto ciò che i bambini già da piccola età cominciano a vedere e manovrare con tutti i social e tutto quanto, no? Hanno degli stereotipi che non sono quelli tipici dell'infanzia che avevamo noi. Chiaramente il tempo è cambiato, le generazioni cambiano, si evolvono continuamente, però io ho ricordi dell'infanzia in Cansiglio in cui c'era la comunità proprio, dove essere cugini, essere amici era come essere fratelli, non c'erano chiavi nelle abitazioni, tutti andavano e venivano. Si aiutavano? C'era il mutuo soccorso, chiamiamolo così, c'era la comunità vera e propria, adesso forse queste, non lo so, anche la scuola bisogna che rifletta e che cerchi di incanalare meglio. Sentiamo anche cosa ne pensa Alberto Franceschini, Presidente Anteas. Mancano i giovani, quelli che abbiamo fanno vedere solo gli esempi negativi, mentre ce ne sono tanti di positivi. Il problema è che non li vediamo, non ce li fanno vedere, perché a mio avviso deve regnare la paura. Però non possiamo, ecco che queste persone diversamente giovani hanno paura di stare a casa, hanno paura di uscire, hanno paura dei giovani, dei meno giovani. Prego, Presidente. No, noi ci occupiamo di fasce d'età che sono ultra 65 anni ed è una fascia d'età che ha svariati problemi. Sono i problemi che riscontrano un po' tutti, la difficoltà di fruire dei servizi sociali e sanitari, le condizioni economiche, la solitudine che attraversa il mondo degli anziani è un altro degli aspetti
che caratterizza questa epoca, ma l'interesse che non vediamo è nella collettività complessivamente rispetto a questi problemi. Sembra quasi che il dato che abbiamo dell'aumento ormai certo dell'età per i prossimi almeno 30 anni non sia considerato a sufficienza, mentre dovrebbero essere messe in atto tutta una serie di iniziative che in qualche modo facilitano la vita di queste persone, cosa che non avviene. Le posso dire, per esempio, noi stiamo lavorando in provincia di Treviso, nella costruzione lo fanno gli enti locali delle case della comunità, ma stanno nascendo senza che la comunità ne sappia assolutamente nulla. Cioè la comunità cosa sa? Eppure si chiamano case della comunità. Se vogliamo che in qualche modo queste diventano partecipate, ci sia evidentemente interesse della comunità, vanno coinvolte quantomeno le associazioni di quel territorio, no? Per vedere un po' se assieme si riesce a far funzionare meglio una struttura che deve dare determinati servizi sia sociali che sanitari. Lei sa che si sta lavorando molto in questo periodo intorno agli ambiti territoriali sociali. L'interesse per il sociale è tornato d'attualità. Il nuovo Presidente della Regione ripetutamente ha richiamato il tema sociale come un tema emergenziale anche nella nostra Regione. Si stanno costituendo gli ambiti territoriali sociali. Tanto va detto che vengono 20 anni dopo la legge che li prevedeva e quindi già questo dimostra l'interesse che c'è. Però c'è un problema, la dimensione degli ambiti territoriali sociali che ha deciso il Veneto è una dimensione che non ha nessun senso. Un ambito territoriale come quello di Treviso, che metterà insieme 400.000 abitanti, non si ritrova in nessuna parte d'Italia. Il Friuli, che c'è più vicino, gli ambiti hanno al massimo 70.000 abitanti. Allora, se si vuole dare un servizio alla popolazione e il sociale è un servizio primario, bisogna considerare che la dimensione non è secondaria. In più lo si fa senza coinvolgere nessuno, cioè non c'è un tavolo nel quale assieme alle forze sociali, alla società civile si discute di queste cose per vedere come farle funzionare meglio. Non c'è assolutamente, quindi siamo preoccupati da questo punto di vista, perché noi possiamo fare molte cose, ma evidentemente non siamo in grado di risolvere i problemi che la comunità, particolarmente quella anziana, ha. Servirebbe qualcosa di più. Tanto è vero che i sindaci che io ospiti tutte le mattine sono molto preoccupati, sono con le mani nei capelli per quanto riguarda proprio gli ambiti territoriali che non hanno né testa né coda al momento, non sanno cosa fare, cosa succederà e questo è molto preoccupante perché come ha detto il Presidente Franceschini è 20 anni che se ne parla, no? Uno. Abbiamo Maurizio da Conselve, vai Maurizio. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi graditissimi ospiti. Allora, io naturalmente sul tema naturalmente di estremi e giovani, se vogliamo chiamare. Allora, ditemi voi, come può fidarsi un anziano oggi ad uscire? Allora, vi spiego, i pericoli sono tanti. La paura di essere derubato è la prima cosa. C'è stato anche l'altro giorno da queste parti una signora che è stata derubata, picchiata e portata via la borsa. Ecco, questo è uno intanto. Poi, per esempio, ho sentito altri due, Mirella, come si chiamano, dove vanno gli anziani, la casa di riposo, che sono stati maltrattati. Allora ne sentiamo di tutti i colori. Allora, il rispetto verso queste persone è sparito, non c'è più. Cioè, ci rendiamo conto che i pericoli di ogni giorno sono sempre di più. Questi anziani devono essere seguiti, ma seriamente. Ecco, perché se non prendiamo atto e non prendiamo le dovute cautele, poveretti gli anziani resteranno rinchiusi in casa. Attendo vostre risposte, grazie. Grazie a te Maurizio. Allora Zalini, so che voleva anche intervenire, prego. Aggiungere qualcosa a quanto detto dalla signora riguardo gli episodi di cattiveria, chiamiamola così, fra virgolette, in tenera età di bambini. Io posso dire che conosco degli episodi, cioè sono fenomeni di bullismo già alle scuole elementari e quando l'insegnante percepisce questa cosa la deve reprimere subito con le dovute e giuste questioni, perché se uno comincia e viene lasciato un po' libero di fare queste cose brutte nei bambini,
Poi immaginiamo quando si va più avanti con l'età cosa possa succedere. Come vede questo comportamento quando arrivano, perché sembra che il sabato e la domenica qualcuno si accorga che c'è il consiglio e sono le famiglie. Durante la settimana no, adesso viene la bella stagione, io pregherei anche di capire che forse si può andare anche durante la settimana con i figli a visitare questo posto meraviglioso. Che comportamenti vede a Salini? Io consiglierei di visitarlo il più possibile durante la settimana, perché il sabato e la domenica il Consiglio, essendo geograficamente vicino alla pianura, la prima montagna raggiungibile dove c'è un ambiente completamente diverso, perché in un quarto d'ora, 20 minuti sali e arrivi in una zona che è completamente ancora lasciata come era un tempo, più o meno, non proprio così, ma comunque il comportamento delle persone è abbastanza frequentato da persone anche rispettose dell'ambiente, però c'è la mancanza di controlli il sabato e la domenica. Non c'è più, come era un tempo, il corpo forestale che vigilava, faceva il servizio. Adesso è tutto un po' lasciato, c'è Veneto Agricoltura che è l'ente regionale che gestisce il territorio, però il sabato e la domenica non è presente. Terra di nessuno e di tutti. È un po' così, quindi noi Cimbri attraverso il museo e quant'altro cerchiamo di fare anche promozione turistica, servizio informazioni. Ecco qua il mondo del volontariato, Franceschini, sempre in prima linea, anche alle Olimpiadi abbiamo visto. Ecco, come vede lei questa situazione anche del volontariato alle Olimpiadi, Franceschini? Io credo che sia una buona cosa quella di impegnare il volontariato nel dar una mano. Il problema è vero è che non si può ridurre il volontariato alla chiamata una tantum perché c'è un'emergenza da risolvere. Le associazioni che abbiamo in provincia di Treviso sono 70 e sono tante. Abbiamo una che lavora con il giardino botanico di Vittorio Veneto, quindi cosa fa? Fa educazione nel accompagnare le persone a visitare il bosco del Cansiglio ed è una cosa che trova molto interesse. Ma si pensi a tutti i circoli anziani che ci sono in giro, le università della terza età, cioè di cose che fa il volontariato in giro ce ne sono molte. Però bisogna immaginare che questo volontariato nella nostra regione negli ultimi anni non è stato considerato a sufficienza. Lei consideri solo la domanda che c'è di trasporto sociale. Le persone che hanno bisogno di spostarsi, anche per ragioni collegate alla sanità, cioè se tu vai a chiedere una visita oggi non te la danno nell'ambulatorio più vicino, ti mandano a Mota di Livenza, i trevisani dalla Mota di Livenza è un po' fuori mano la cosa e quindi occorre un servizio di trasporto sociale, però sono passati oltre 10 anni da quando la Regione ha fatto un bando per in qualche modo sostituire i mezzi che abbiamo con mezzi più nuovi. Quindi servirebbe che invece di abolire l'assessorato alle politiche sociali come hanno fatto gli amministratori precedenti, adesso sembra che il nuovo presidente sia interessato e ha ricostruito l'assessorato alle politiche sociali. Speriamo che in qualche modo si presti attenzione a questo, perché oltre ad avere una legge nuova, il codice del terzo settore che ci ha aiutato nel rimettere in sesto complessivamente il mondo del terzo settore, serve anche un aiuto economico perché le risorse non sono un elemento secondario, non per retribuire i volontari, cosa che non avviene perché la legge non lo consente, ma per consentire di in qualche modo migliorare e efficientare le nostre organizzazioni nel offrire servizi. Le faccio un esempio, noi stiamo pensando a San Liberale e a San Paolo di attivare due cose che vanno incontro anche a questo discorso della sicurezza, il portierato di quartiere, e cioè una persona che sia una persona o più persone disponibili ad aiutare gli anziani a risolvere alcuni problemi che hanno in casa, no? Oppure a fare una passeggiata, oppure a fargli compagnia, cioè tutte quelle cose che non ci sono e che pesano negli anziani. L'altra cosa importante, e tenteremo di convincere la gente a immaginare di iniziare questo percorso, è la badante di condominio. Noi pensiamo che tutto sommato in un condominio come quello di San Liberale, che hanno 10-12 famiglie che ci stanno, e alcune di queste sono persone anziane e sole, si riescono a trovare
il modo di mettersi d'accordo, potremmo mettere in piedi la badante di condominio, quindi la persona che per qualche ora dà la mano ad ognuno poi contribuirà per la parte che deve, ma sono innovazioni che si fa fatica a farle camminare, anche perché dietro alle spalle non c'è il sostegno della pubblica amministrazione, siamo in qualche modo lasciati soli a inventarci queste cose. Abbiamo sperimentato il portierato sociale in Borgo Mazzini a Treviso e ha un grande successo, perché la gente che ha bisogno di qualcosa trova un avvocato che gli dà le risposte gratis sulle tematiche di natura legale, trova un psicologo con cui dialogare e qualcuno che gli dà la mano a metter mano al sistema informatico, cosa che oggi uno anziano non sa come fare, ma è indispensabile per poter in qualche modo dialogare con la pubblica amministrazione che si sta informatizzando dappertutto. Questo è il volontariato. I nostri 700 volontari in provincia non sono lì a perdere tempo, sono lì a dare una mano. Quello che occorre è però ricostruire le comunità, mancano le comunità. Quando si parla dei giovani, la domanda da farsi è: ma i giovani oggi in quali luoghi possono andare per ritrovarsi e stare assieme? Gli oratori che c'erano 50 anni fa non ci sono più e non sono stati sostituiti da altre cose. Per cui occorrerebbe andare indietro e dire: benissimo, tu ente locale, cosa pensi di fare per attivare dei luoghi in cui i giovani possano ritrovarsi e stare assieme? Questo è il problema che abbiamo e allora forse anche tutti i casi che registriamo di in qualche modo difficoltà dei giovani potrebbero trovare una qualche risposta. Se immagini che anche le attività sportive per essere fatte hanno bisogno di un sacco di cose e non abbiamo una moltiplicazione di impianti sportivi in giro, la domanda è spontanea: manca l'interesse della pubblica amministrazione rispetto ai giovani. Non si può lasciarli semplicemente a giocare col telefonino, perché io vedo che se hanno il telefonino giocano con quello, ma se devono giocare una partita o trovarsi in 10 trovano il modo di fare anche altre cose, quindi quello bisogna ricostruire, un tessuto sociale che è sparito. Infatti ne parlavamo proprio nella prima parte anche col sindaco Battistella, il sindaco di Loria, proprio di questo, e con una psicologa, la dottoressa Tonel, che abbiamo bisogno di trovare degli spazi gratuiti dove questi ragazzi possono fare rete scuola, perché lo dicono loro vogliono stare assieme, vogliono anche che ci sia la persona adulta che li segua per imparare, l'abbiamo sentito, l'hanno detto loro, basta ascoltarli, non è che il problema è che nessuno li ascolta perché si va da un'altra parte. Azzalini, ecco, quanto importante è l'ascolto anche nell'ambiente? Mi sembra che sia stato lei che quella volta che è venuto ospite mi ha detto: noi vediamo subito che ragazzi arrivano, quelli che hanno degli insegnanti che hanno capito l'importanza dell'ambiente, di questa gita che fanno, e quelli invece che non hanno fatto questo, noi vediamo subito dal comportamento, è vero? Certo che è vero, vediamo appunto delle differenze perché noi gestiamo anche il museo. In Cansiglio ci sono due musei, uno naturalistico e l'altro museo, si chiama MUC, Museo Uomo Cansiglio, cioè che parte dalla preistoria fino ai tempi nostri. Vediamo appunto nei giovani che vengono in visita al museo, che noi facciamo le visite guidate, che hanno un interesse e si comportano in un certo modo. Anche le domande che poi fanno a fine visita sono mirate appunto all'ambiente, al comportamento, agli animali e tutto quanto, perché questo crea, questa magia crea il Cansiglio, in quanto non ci sono città, non ci sono paesi, è una struttura come era un tempo, più o meno così, insomma. E i comportamenti si vedono delle differenze enormi tra una classe di un certo tipo, a pari età sempre, però magari ci sono quelli che disturbano, che non provano interesse, vanno avanti e indietro, e allora là bisogna essere vigili, attenti e dire no. Questa è la tua giornata, sei qui per questo. E queste sono le regole. O ti comporti in questa maniera, oppure esci e non disturbi gli altri. Allora andiamo a vedere il prossimo video che ha mandato Azzalini e poi lo commentiamo. Anche noi abbiamo mandato un video, no? Prego. Abbiamo mandato un video. La giornata cominciava di buon'ora al mattino. In fila, pian piano, silenziosamente, ciascuno con i propri pensieri ci si recava al lavoro.
Ceuta, mentre gli uomini preparavano i loro attrezzi da lavoro, le donne e i bambini si premuravano ad accendere il fuoco, che rimaneva vivo per tutta la giornata. Individuata la pianta che al primo esame visivo sembrava idonea per il lavoro, procedeva a prelevarne un tassello per accertarsi della qualità del legno. Per il particolare lavoro a cui doveva essere destinato era indispensabile che il legname presentasse fibra parallela e fosse completamente privo di nodi interni. L'abilità nell'individuare la pianta idonea era frutto di un'esperienza tramandata da padre in figlio e permetteva la certezza della scelta basandosi quasi unicamente sull'esame visivo, tanto da rendere il prelievo necessario per puro scrupolo. D'altronde era considerato per i cimbri un atto irresponsabile prelevare un tassello da un faggio per poi constatarne la non idoneità del legno. Ciò avrebbe significato danneggiare irrimediabilmente la pianta. Accertata la bontà del legno, il capofamiglia verificava il lato in cui la pianta doveva essere abbattuta. Pochi strumenti, molto buonsenso, molto rispetto per l'ambiente, ma Presidente Franceschini, non è che forse dobbiamo anche far visitare ai diversamente giovani questi posti meravigliosi, portarli più spesso? Adesso arriva la bella stagione, ma siamo sempre là, i costi, i trasporti, sempre il problema di costi, di trasporti, ma è proprio così o si può fare qualcos'altro? Prego Presidente. Sicuramente si può fare. Le nostre associazioni, questa attività di natura turistica che porta le persone a visitare luoghi interessanti, continua tutti gli anni. Le associazioni organizzano con continuità accessi a posti che in qualche modo immagino possono essere interessanti, quindi fa parte della cultura e anche dell'interesse che hanno le persone che magari per una vita non hanno visto poco o niente del nostro mondo. Il fatto di andare in giro a vedere credo che sia una cosa importante. C'è una riscoperta che abbiamo fatto assieme a una cooperativa di una casa che era della Forestale proprio nel Cansiglio ed è stata messa a posto dalla cooperativa Solidarietà ed è diventata un centro non solo per soggiornare ma anche per fare formazione. In questo senso noi ci adoperiamo per far sì che alcuni luoghi del nostro territorio siano in qualche modo valorizzati, perché sono luoghi indispensabili, interessanti, non ce ne sono di analoghi. Però il problema vero è che comunque occorre che la gente abbia interesse a partecipare. Una società escludente non è una società che ti porta ad essere interessato a partecipare alle cose. Serve una società che sia in qualche modo che ti includa, che ti faccia partecipare. Ecco perché i nostri circoli sono luoghi nei quali la gente va volentieri, perché si ritrova a fare cose di tutte le qualità, dalla formazione al gioco e a quant'altro. Sono cose estremamente interessanti. Non ci dimentichiamo però che c'è una grande sofferenza in giro, perché per esempio il progetto che assieme alla Regione portiamo avanti sui malati di Alzheimer non è uno scherzetto. La malattia di Alzheimer è una malattia che sta da un lato scendendo di età e dall'altro aumentando di numero, per cui i nostri centri, che sono 14 in provincia di Treviso, che accolgono i malati di Alzheimer, non sono uno scherzo, e là i volontari sono da ringraziare doppiamente, perché stanno a contatto con problematiche della salute che sono pesanti, e riscontriamo dai familiari che al ritorno a casa dei malati di Alzheimer sono più sereni di quando sono partiti la mattina. Quindi vuol dire che l'attività che viene fatta dai volontari è un'attività che dà un risultato, ma basti pensare che il trasporto sociale, che è una banalità, perché è stata di portare una persona da un luogo a un altro, però lungo il percorso intervengono relazioni che neanche immaginiamo. Le persone che trasportiamo, che non vedono nessuno durante tutta la giornata, no? Quando trovano il volontario che le accompagna, col volontario entrano in dialogo,
raccontano al volontario la loro vita, quindi c'è tutta una modalità con cui il volontariato si muove che evidentemente fa star meglio la gente. Varrebbe la pena che qualche amministrazione, qualche comune immaginasse di più di coinvolgere questo mondo nelle decisioni. Quando vedo che i comuni decidono sul bilancio sociale e lo decidono senza interpellare nessuno, mi domando, ma sulla base di cosa? Con chi hanno dialogato per decidere le scelte da fare? È la cosa più... A suo tempo proponemmo di fare le consulte comunali dell'associazionismo, cosa che non è mai avvenuta, ma sarebbe veramente uno strumento da attivare in ogni comune per avere il comune, l'amministrazione, un interlocutore che è in relazione con i bisogni della società, soprattutto della popolazione anziana, ma non solo. Pensi ai disabili, cioè riscontriamo continuamente problemi di disabili che non trovano dove andare, e i disabili non sono solo i bambini, perché i disabili poi diventano grandi e quando diventano grandi i disabili i problemi diventano più grandi e non c'è una risposta sufficiente nell'ambito di queste tematiche. Però, Presidente, lei è stato anche Presidente di Volontari Insieme, non dovrebbe essere che un ruolo fondamentale questa parola che la dice molto chiaramente, Volontari Insieme? Ma mi sembra che siamo tutti divisi, ognuno col suo orticello, ognuno col suo vuoi fare squadre, io sono più bravo di te, io ho più numeri di te, e questo nuoce alla comunità. Ecco qua la parola comunità. Certo. Non riusciamo ad arrivare alla comunità, ad aiutare, non sappiamo chi ha bisogno. Ecco, c'è la privacy, la burocrazia, però c'è anche un mondo del volontariato che non fa squadra. Prego, Presidente. No, ma questo è vero, nel senso che nell'ambito della provincia di Treviso il mondo dell'associazionismo è un mondo molto ricco di associazioni. Parte di queste fanno rete, perché abbiamo rete grandissime, abbiamo l'Anteas, l'Auser, l'Avis, l'Aido e la LIL, e avanti così, le reti ci sono, non sono sufficienti e in qualche modo anche fra di loro non hanno in qualche modo le relazioni. Secondo me l'intervento della pubblica amministrazione che li chiamasse a partecipare, a costruire un progetto assieme sarebbe una strada per fare in modo che dialoghino per forza, perché devono comunque poi alla fine decidere qualcosa. Lo sforzo fatto da Volontari Insieme in tutti questi anni è stato soprattutto quello di aiutare le associazioni a diventare più regolari, perché l'arrivo del codice del terzo settore è stato un cambiamento epocale per le associazioni che hanno dovuto adeguare statuti e regole, ma non è finita. Fino all'altro giorno sembrava che dovessimo applicare ad avere la partita IVA nelle associazioni, che ci ha in qualche modo impaurito da morire, perché poi alla fine partita IVA di cosa? È solo un altro adempimento amministrativo. Volevano farci diventare aziende, no? Dal 1° gennaio di quest'anno il codice prevede che noi in qualche modo abbiamo una normativa che ti porta nel commerciale. Lei consideri che il bilancio delle associazioni oggi deve essere guardato anche con l'occhio attento al fatto che non superi le entrate, non superino una certa percentuale delle uscite, perché altrimenti sei un'attività commerciale. Quindi non è che ci stiano facilitando la vita. Lei immagini le associazioni alle prese con questo, con che spirito poi affrontano il resto. Questa è la problematica che abbiamo di fronte. Cos'è che la preoccupa di più, Presidente, in questo momento, questa apertura del 2026? Sono preoccupato da questo aspetto, che è l'aspetto commerciale, e dalla frammentazione del mondo associativo. Io credo che nei comuni servirebbe di più che le associazioni facessero, come dice lei, squadra, perché facendo squadra evidentemente si riesce a realizzare di più. Bisogna abbandonare l'idea di appoggiarsi sugli amici, bisogna avere l'idea di svolgere un ruolo sociale. Quello che ci manca nel mondo del terzo settore è essere capaci di portare avanti politiche sociali, cioè di discutere dei temi che interessano la generalità dei cittadini e non risolvere il singolo caso. Il singolo caso lo risolviamo comunque, quello che ci manca è la politica sociale che in qualche modo vada nella direzione di aiutare le persone. Questa è la grande sfida che ha il mondo del terzo settore di fronte. Però io aggiungo che forse dovremmo anche noi capire chi siamo, cosa facciamo e dove vogliamo arrivare. Perché se io faccio il pulmino per il trasporto, devo fare il trasporto. Certamente. Se io ho il banco alimentare, devo fare il banco alimentare. Se io faccio l'ascolto, devo fare l'ascolto. Non è possibile che tutti facciamo tutto, no, perché dobbiamo fare tutto. Allora anche qua la Regione dovrebbe chiarire questa situazione in maniera che ognuno sa quello che deve fare. Ad esempio io ho detto l'altro giorno che avevo
la San Vincenzo e anche la Croce Rossa, che a mio avviso nel 2026 la Croce Rossa, visto anche le forze giovani che ha, deve fare formazione. Sì, ma non deve fare più la spesa, cioè anche... sono già i banchi alimentari, perché la Croce Rossa nel 2026 deve dare la spesa? La Croce Rossa deve fare formazione, è preparata per questo, abbiamo bisogno di formazione. Azzalini. Sì, ma dico, ha ragione il Presidente qua, però la cosa secondo me deve partire anche dal basso, cioè questo è proprio un compito dei comuni che dovrebbero raggruppare tutte le varie associazioni, perché da quelle sportive a quelle di promozione sociale, se ci sono onlus, cioè in un comune sono variegate il tipo di associazione. Noi stessi, che siamo Cimbri, la nostra associazione ha vissuto un momento traumatico con il terzo settore, la riforma del terzo settore, abbiamo dovuto modificare lo statuto, tanto per essere chiari. Adesso. Adesso siamo come una onlus, praticamente non lucro, siamo associazioni di promozione sociale, quindi soggette a bilanci controllati, con tempi e scadenze ben precise, e quindi questo ha comportato un aggravio della gestione dell'associazione che è notevole. Andiamo a vedere anche il video dell'Anteas. L'Anteas Treviso è un'organizzazione di volontariato e di promozione sociale che associa 80 associazioni distribuite nei vari comuni della provincia. Le prime associazioni Anteas sono nate oltre 25 anni fa. L'idea di far nascere un'organizzazione di volontariato è di alcuni iscritti dirigenti della CISL che ad un certo punto della loro vita hanno pensato che potesse essere utile alla loro comunità avere un'organizzazione che si occupasse delle necessità della parte più debole della popolazione, a partire dagli anziani. Questa intuizione è poi stata sostenuta anche dal sindacato pensionati della CISL. Queste 80 associazioni svolgono svariate attività. Ne cito alcune tanto per dare l'idea del lavoro che viene svolto. Una è l'interesse che abbiamo da 2 anni per aiutare le famiglie che hanno malati di Alzheimer. Con la collaborazione delle ULS sono stati realizzati in provincia 14 centri sollievo, che sono delle associazioni Anteas nei quali vengono portati i familiari malati di Alzheimer e vengono assistiti da volontari che li fanno svolgere determinate attività che li tengono evidentemente, li sollecitano ad usare quella parte evidentemente attiva che hanno ancora. L'altro progetto a cui teniamo molto è quel progetto che noi chiamiamo Diversamente Mobili. È un'idea che tutto sommato vorrebbe mettere in rete tutte le automezzi di cui le associazioni dispongono in un servizio che in qualche modo veda in un numero verde come punto centrale della raccolta delle chiamate per poi essere distribuite in tutta la provincia mediante evidentemente segnalazioni alle associazioni che fanno questa attività. Non mancano interventi di aiuto importante. Abbiamo in provincia banchi alimentari, e cioè la distribuzione di alimentari alle persone. Abbiamo la raccolta e riutilizzo di materiali che vengono dalle famiglie portati via e quindi vengono rimessi in circolo e dati a chi ne ha bisogno. Vengono fatti interventi di aiuto presso le case di riposo. Abbiamo un servizio di trasporto per il diurno del centro di Pederobba, quindi un insieme di attività che occupano moltissimi volontari. Il conto che ho fatto ieri era, tanto per dare un'idea, l'insieme dei volontari Anteas è come avessimo un'azienda con circa 23 dipendenti a tempo fisso, a tempo pieno, il che vuol dire avere a disposizione una montagna di ore che vengono evidentemente dedicate all'intervento di aiuto alle persone. Tra i volontari vi sono varie specializzazioni che sono utili all'insieme dell'organizzazione per semplificare la parte burocratica aiutando le associazioni a farvi fronte, realizzare la parte grafica predisponendo manifesti e volantini, dare sostegno alla gestione amministrativa delle varie organizzazioni anche attraverso la predisposizione di un apposito programma di contabilità. Abbiamo Gianfranco da Cessalto. Ciao Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno.
buongiorno ai suoi ospiti. Ecco, mi rivolgo al Presidente. Signor Presidente, io sono un anziano e vedo che è anziano anche lei. Mi dispiace che purtroppo passa l'età, ma uno come lei dovrebbe avere minimo 40 anni in meno e parlare di queste cose, perché secondo me sono fondamentali. Però lei ha fiducia, anche ha detto ho fiducia nel prossimo Presidente. Guardi, una cosa le direi, ecco, lei deve andare, le dica al Presidente sulla cosa, di essere invitato in Consiglio regionale. Quando vuole lui, quando fanno un Consiglio regionale, gli diano 10 minuti e lei, come ha spiegato per televisione, le spiega. Perché se il Presidente può essere anche una brava persona, ma se è affiancato da 4 funzionari che non sanno neanche cosa fanno, perché vi ha messo in ginocchio, ho sentito tutta questa burocrazia che dovete fare per il volontariato, secondo me sono le cose... quando ero io non era così. Comunque... 30 anni meno ci vorrebbe a lei. Buongiorno, buon lavoro. Grazie, gliel'avevo appena detto, vedi che avevo ragione, vede Presidente che avevo ragione. Allora, cosa dice Presidente? Ecco, bisogna continuare, bisogna non mollare, bisogna essere fiduciosi? La Regione Veneto credo che sia la terza in Italia per numero di associazioni e di volontari e dovrebbe riprendere una strada che è stata in parte abbandonata negli ultimi anni, che la vedeva anche protagonista nel dare in qualche modo gli spazi necessari alle associazioni. Siamo stati in un periodo in cui avevamo una legge, la 40, che in qualche modo organizzava il nostro sistema di volontariato, che è stata sostituita dal codice. Ma le altre regioni, per esempio, hanno legiferato successivamente al codice per completare la normativa nazionale. Nel senso che ci sono articoli del codice che prevedono la coprogrammazione e la coprogettazione. Nell'ambito della coprogrammazione, questo vuol dire che nell'ambito dei comuni, degli enti locali, si deve in qualche modo organizzare le cose perché la società civile venga chiamata a partecipare, a fare le scelte. Perché se tu non le fai con la società civile, con chi le fai le scelte? Non possono essere solo i potentati economici locali che dettano le regole. Serve una partecipazione più ampia. Io spero che in qualche modo la Regione ritrovi la strada che ha abbandonato, anche perché noi, le parlavo del codice, per dire che dal 1° gennaio scattano i controlli. Cioè dopo un periodo di non esistenza dei controlli perché stavamo tutti iscrivendosi al registro unico, partirà la regolamentazione che ogni 3 anni le associazioni saranno oggetto di controlli. Niente di male, tanto ci vuole anche da quel punto di vista là, però quello che serve poi è un aiuto tangibile al sistema associazionistico. Lei ha visto i nostri uffici quante carte hanno, quindi si immagini quanto lavoro c'è dietro. E una delle cose che ci manca non è l'autista del pulmino, è in qualche modo sono le persone che servono a gestire l'associazione, la parte amministrativa è la parte importante che ha difficoltà. La nostra formazione, adesso faremo incontri sui controlli, l'altro giorno abbiamo fatto un incontro che sembrerà strano, con tutti gli autisti per parlare del codice della strada, perché ci rendiamo conto che anche gli autisti che abbiamo, che non sono tutti giovani, hanno bisogno ogni tanto di una rinfrescata delle regole del codice. Sembra una banalità, ma una delle cose che usciva era come si fa ad entrare e a gestire dentro una rotonda l'automezzo che gira. Sembra una banalità, però è un problema. Quindi dare informazioni un po' su tutti i campi, formare i volontari, preparare una classe dirigente, credo che sia il compito dei mondi come il mio, che evidentemente vogliono progredire con le associazioni, e dare una mano agli altri è fondamentale. Queste sono le sfide che abbiamo per il futuro, insomma. Bisogna anche dirlo alle scuole guida che invece di andare ancora col motore insegnassero di più come si arriva alle rotonde, perché se noi impariamo, poi c'è qualcuno che fa quello che vuole, sono tanti, le frecce non si mettono più. Anche questa mattina fari spenti a Nasso, eppure c'era una nebbia numero 1 e anche pioggerellina. Velocità non ne parliamo perché tutti hanno la fretta. Io non so veramente dove si andrà a parare. Allora io chiuderei questa seconda parte con un altro pezzettino di questi bellissimi video che ha mandato a Zalino dei cimbri. Successivamente le soncole venivano divise in medene e le stesse
messe in quarta, che a loro volta venivano divise in aster. Tutto il legname così sezionato veniva portato alla uta. Allora, siamo in chiusura ormai, come ci saluta Azzalini? Con quale messaggio? Di insistere sui giovani, sui bambini, Bravo. portarli in questi luoghi, Anche diversamente educarli. giovani, io dicevo anche al Presidente. Diversamente giovani, certo, noi al museo che facciamo le visite guidate abbiamo tutte le generazioni che arrivano. E vedere un ambiente che funziona in una certa maniera diversa da quelli da cui viviamo, credo che sia... Fa solo bene. Fa solo bene. Adesso poi specialmente... primavera, estate, abbiamo autunno. Presidente, come ci saluta, Presidente Franceschini? La saluto dicendo che mi auguro che tutto sommato la nuova fase della Regione ci porti a un dialogo con la Regione più efficiente, più efficace, che possa portare alle reti associative quella forza di cui hanno bisogno per poter dare migliori servizi e contribuire al miglioramento delle nostre comunità che ne hanno tanto bisogno. Cito solo alla fine il tema della sanità per dire che i nostri anziani hanno un grande problema con la sanità e che se la sanità va verso il privato abbiamo sempre più gente che non si cura più. Mi auguro che la Regione anche in questo faccia mente locale e immagini che bisogna rimettere risorse nella sanità per garantire le cure anche alle persone anziane che non possono curarsi. Grazie ad Alberto Franceschini, Presidente Anteas, veramente grazie a Lino Azzalini, Presidente Cimbri del Consiglio, di essere stati con noi. Pubblicità. Presento altri due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza il dottor Adolfo Favaretto, direttore oncologia medica a Treviso. Grazie dottor Favaretto di essere tornato a Sveglia Veneti. Ringrazio anche Adriano Perissinotto, agricoltore. Sentiremo cos'è un'azienda agricola, cosa vuol dire mangiare sano, cosa vuol dire produrre sano e soprattutto stare attenti che forse il chilometro zero è quello più sicuro. Noi abbiamo la fortuna di vivere anche in un territorio che possiamo permettercelo. Penso a quelli che vivono sulle grandissime città, ecco, veramente sono molto perplessa, anche coi costi che ha la materia prima, se è buona e sana, perché devo parlare anche di questo. Io quando mi dicono bisogna mangiare con l'olio extravergine di oliva, io ho un banco solidarico, sì, dammi i soldi tu però, perché i miei non li hanno. Allora come facciamo? Allora, dottor Favaretto, cosa la preoccupa di più? Questa obesità dei bambini, questi tumori che aumentano anche in età molto giovanile, per fortuna tante cure funzionano, dobbiamo dire grazie alla ricerca, alla scienza e anche alla tecnologia, però siamo un po' preoccupati, questo è vero. Prego, dottor Favaretto.
Allora, dobbiamo dire, il dato sì, diciamo, è preoccupante, nel senso che i tumori aumentano. Bisogna anche dire che diciamo, l'incidenza di tumori è legata anche alla diagnostica precoce, per cui bisogna un attimo distinguere tra quelli che sono tumori che vengono scoperti più di prima, perché la diagnostica è molto più sofisticata, e quello che invece è legato all'ambiente, che sta deteriorandosi sempre di più e che comporta un peggioramento e, diciamo così, un aumento di quelli che possono essere le cause di un tumore. Poi bisogna dire c'è anche l'invecchiamento della popolazione, che è, diciamo, è legato a doppio filo con le neoplasie, perché le neoplasie fanno parte di malattie degenerative come l'arteriosclerosi, come sono tante altre cose, e sono legate indissolubilmente all'età. Dottor Favaretto, quello che però io osservo è che abbiamo tante centenarie, soprattutto donne, devo dire la verità, con un passato anche di stenti, perché hanno visto non la fame, la miseria, non la povertà, che è un'altra cosa, la miseria. Mangiavano pochissimo, lavoravano tanto, ma facevano anche tanto movimento. Ecco, perché non c'erano gli strumenti che abbiamo adesso. Cosa incide nella vita, anche nell'oncologia? Ecco, la parola prevenzione anche con lo stile di vita, dottor Favaretto. Lo stile di vita è fondamentale se uno vuole avere una vecchiaia, diciamo così, in salute, per cui diciamo lo stile di vita buono, cioè dove si fa attività fisica sano, dove uno mangia correttamente, non mangia in eccesso, controlla il peso, controlla la pressione, controlla un po' tutto quanto e fa attività fisica dove brucia quello che mangia, e questo è il presupposto per una diciamo così, vecchiaia buona, tranquilla, diciamo, poi dipende anche dai geni. Ecco, nel senso che la genetica, diciamo, ci sono degli studi fatti sugli ultracentenari, soprattutto in Sardegna, dove cioè, si vede che c'è una base genetica. Ecco. E poi bisogna anche dire che 70 anni fa, 80 anni fa, 90 anni fa o anche di più, cioè, c'erano tanti figli che poi, diciamo, solo pochi arrivavano in tarda età. Di famiglie di 10 figli ce n'erano parecchie, però poi in tarda età ne arrivavano molto pochi. Vuol dire che quella era una popolazione selezionata. Adesso, obiettivamente, da piccoli, se ci fosse un problema, gli ospedali, le pediatrie possono, diciamo così, salvare tutti quanti, però ecco, se ci sono così delle, tra virgolette, delle difficoltà che avvengono in giovane età, questa persona se le porta più avanti. Ecco. Dottor Favaretto, qualcuno dice però che questi ragazzi, quelli che abusano dal fumo all'alcol, alle droghe, io l'altro giorno ho parlato con una persona che era molto preoccupata per questa droga, questo fentanyl, che veramente sta distruggendo tanti giovani. Ecco, l'abuso poi alla fine si paga, non c'è niente da fare, i nodi vengono al pettine, ecco, tu sei giovane, non ti rendi conto che stai scherzando col fuoco, che è la tua vita. Ecco, ricordo le parole di questa sciatrice che facciamo tutti gli auguri, che è ricoverata qui al Canfoncello di Treviso, che ha detto una frase bellissima: la vita è talmente breve che va vissuta, però va vissuta nella maniera corretta, nella maniera giusta. Lo stile di vita è fondamentale, l'alcol, il fumo, quanto fanno male. Questi ragazzi non riescono a capirlo, dottor Favaretto. Allora, sia alcol che fumo sono dei noti cancerogeni, non c'è ombra di dubbio. Certamente il fumo è molto più pesante, diciamo. L'alcol, anche questo, ha un potenziale cancerogeno indiscutibile, al tempo stesso è meno pericoloso. Ecco, diciamo, se dobbiamo fare una graduatoria, il fumo viene ben prima. Ecco, poi diciamo, le droghe non è detto che portino al cancro, però portano a tante altre problematiche che a volte diciamo,
peggiorano la vita delle persone. Vede che anche a livello culturale, dottor Favaretto, è cambiato un po' anche il modo di curarsi, c'è molta prevenzione oppure si fa ancora fatica a farsi curare? Specialmente questo lo noto da parte della figura maschile. La donna forse ha fatto dei passi davanti, sa che io continuo perché spero che qualcuno riesca a capire invece l'importanza della prevenzione, questo uomo che fa fatica a dimettere di star male, che le medicine che si ricorda di prendere, se non è la moglie sempre o la compagna che prepara sempre tutto, se no diventa un disastro. Cosa dice, dottor? Quanto importante è invece prevenire anche per non arrivare proprio al tumore? È sicuramente importante che i maschi siano più restii delle femmine a fare certe indagini, questo è altrettanto indubbio. Diciamo così, le due patologie più importanti, quelle che sono prime nella graduatoria per incidenza, sono la prostata nel maschio adulto e il tumore della mammella per la donna. La mammografia ormai è sdoganata per cui qualunque donna fa la mammografia dai 50 in poi e semmai anche prima. Noi maschi, tra virgolette, abbiamo la possibilità di fare il PSA, che è un segnale che ci può aiutare. Allora questo costa poco perché è un prelievo di sangue, non ci sono altre cose, e può dare un aiuto. Dall'altro capo, un uso indiscriminato del PSA e a tutte le età eccetera può portare solo a tanta confusione, ecco, e anche ad una diagnostica che poi diventa pesante anche sul nulla, per cui bisogna utilizzarlo con molta cautela. Deve nella maniera corretta, un medico di famiglia che decide di farlo quando serve, ecco. Allora sentiamo anche Adriano Perissinotto, invece agricoltore. Come salute, come va? Bello, tosto? Tutto... Insomma, sarà anche il DNA. Funziona bene. Però non mi posso lamentare finora. Allora, mangiare sano, lei è un'azienda agricola, Perissinotto, cosa ci racconta? Noi siamo una delle prime ditte che abbiamo sostenuto la lotta integrata e facciamo SQNP, si chiama questa lotta integrata. Vuol dire? Quando si passa su un'azienda, che vediamo su un vigneto, un tabellone con un'ape, vuol dire che quell'azienda certifica la sua produzione con dei controlli severissimi, perché abbiamo un calendario strettissimo di cosa dobbiamo fare, di quei prodotti che possiamo usare e non possiamo usare. Dopodiché abbiamo un controllo, abbiamo una ditta certificata che ci vengono a togliere le foglie prima del raccolto. Prendono a caso, ci lasciano un campione anche a noi se vogliamo fare una controanalisi, che quasi sempre non la facciamo perché ci fidiamo di loro. Dopodiché di questa analisi ci danno la certificazione, che questa è annua, non è una volta ogni 10 anni, una volta. Ogni anno viene fatta la certificazione, però deve essere accompagnata con un quaderno di campagna molto rigoroso, accompagnato con le fatture di acquisto e con una certa distribuzione, con mezzi che siano idonei e sempre manutentati, perché anche le irroratrici, siamo partiti da 5 anni a fare la manutenzione, dopo siamo passati a 4, adesso a 3. Il periodo è sempre più stretto e il certificatore degli attrezzi è sempre più severo, ed è giusto, anche perché i prodotti costano sempre di più e non c'è nessuno, quando ci accusano che andiamo a inquinare, mi creda, non partiamo con il principio di andare a acquistare prodotti costosissimi per andarli a sbatterli sull'ambiente senza
Ma io lo spero molto, guardi Favaretto, perché no, per il Sinotto, per il Sinotto, scusa, sì, per il Sinotto, perché la salute pubblica è molto importante. Qui stiamo parlando di prodotti che si mangiano. Io se penso ai PFAS, ad esempio, ecco, questo mi sono molto preoccupata, perché questi prodotti vengono annaffiati con queste acqua, c'è niente da fare, questi prodotti girano. Perciò sì, la zona rossa è Vicenza e su quelle zone però i prodotti girano e arrivano anche noi e ce li mangiamo, è inutile che ce la vengano a raccontare. Controlli ferri, però bisogna vedere, ecco, se c'è la volontà di andare a verificare e fare quel controllo dove veramente serve. Là è il grande problema. Abbiamo visto cosa è successo con la carne, non si può mangiare carne avariata. Dottor Favaretto, come l'ha vissuta lei quella storia? Cioè lei si batte veramente per curare, per cercare di far prevenire, poi questi veramente, e che poi è tutto silenzio, nessuno sa niente, cambiano le etichette e ti danno da mangiare la carne che ha 4-5 anni, mucche macellate, morte, avariate. Dottor Favaretto, cioè ci rendiamo conto, stiamo parlando di salute pubblica nazionale? Prego. Sì, sembra inverosimile, ecco, che nel 2026 possa succedere ancora questo. Ecco. Allora, un conto è parlare della carne in senso lato, diciamo, che possa far male perché è carne e rispetto alle verdure, voglio dire, ha un potenziale cancerogeno diverso. Ecco. Ma poi qui siamo al reato vero e proprio, cioè nel senso cioè emissione di carne avariata, che può comportare anche che la persona stia male subito, non che abbia un danno per gli anni a venire, ma sarà immediato e questo sì, diciamo, andrebbero. Cos'è che la preoccupa di più, dottor Favaretto? Come si sta aprendo il 2026? Cosa vorrebbe dire questa mattina? Ecco, che messaggio vuole lanciare proprio come oncologo? Allora, il 2026 per quello che riguarda il nostro ambiente, bene o male, non avrà grosse differenze rispetto a quello che sono stati gli ultimi anni. Abbiamo da un lato un notevole progresso che ci porta ad avere anche dei risultati molto buoni di sopravvivenza dei nostri pazienti, sopravvivenza con qualità della vita che è buona, una percentuale molto, molto alta di queste persone, per cui una vita che vale la pena di essere vissuta, non una vita dove ci si cura e basta, ecco, ma una vita che può essere assimilata quasi ad una vita normale. Questo poi per noi diventa il nostro peso, cioè nel senso che abbiamo sempre più pazienti da assistere e bene o male rimaniamo più o meno sempre gli stessi, per cui diciamo diventa più difficoltoso dare qualità, cioè, diciamo, se ne abbiamo sempre di più è chiaro che da qualche parte bisogna abbassare un po' lo standard e questo ci fa male, ecco, cioè, speriamo che adesso che qualcosa è solo che purtroppo abbiamo dei numeri che non ci permettono di stare tanti allegri, soprattutto questi ragazzi che se ne vanno all'estero, i numeri sono numeri, non c'è niente da fare. Noi li formiamo molto bene perché sono formati benissimo, abbiamo delle università che sono fantastiche, però purtroppo poi li perdiamo e difficilmente ritornano. Quello è il grande se problema. Andassero solo all'estero per un periodo limitato, vedono un altro mondo, questo va bene, cioè ci mancherebbe, voglio dire, l'università serve a quello, ecco, per ampliare e migliorare quella che è la qualità nostra, però poi dovrebbero ritornare. Ecco. Abbiamo Maurizio da Treviso, ciao Maurizio. Salve. Io vorrei fare una domanda: come mai nessuno parla dei vaccini nei polli, nei tacchini, e passa tutto sotto traccia e diciamo che tutti questi vaccini li mangiamo noi, tutti questi antibiotici li mangiamo noi? Vorrei una risposta da qualcuno o nelle prossime trasmissioni da qualcuno di voi che molto chiaro, molto chiaro, Maurizio, hai detto una cosa giustissima, perché la sentiamo, gli antibiotici
e questi animali. Allora, Perissinotto. Io non sono un allevatore, quindi... Però lei cosa ne pensa? Ecco, penso che anche in questo campo siano molti controlli e molti... dopodiché, quando il prodotto viene consegnato, come noi siamo anche soci delle cooperative, il nostro prodotto è certificato, arriva là. Dopo da là, dove va? Perché anche noi siamo dei consumatori, andiamo al supermercato, leggiamo le etichette, ci dobbiamo anche fidare delle etichette. Io penso che cose come la carne variata, l'olio che viene da paesi non tanto certificati, questa è una cosa che bisogna andare al Ministero della Sanità, deve lui intervenire su queste cose, perché le aziende sono molto controllate. Voi credete che io scherzi, ma non passa inosservato nemmeno 100 ml di prodotto. Se non è certificato dove l'hai messo, dove l'hai buttato, vuole che le mostri. Questo è il quaderno di campagna di un ettaro di vigneto. E qua ho un dottore in agraria che mi segue. Qua non si scherza, perché quando vengono a controllare il mobiletto dei presidi sanitari, che tu hai messo un reso di mezzo litro, invece hai un reso di 300 grammi, i 200 grammi dove sono andati a finire? E questa non è una cosa semplice. Vede, Perissinotto, il problema è che viviamo su un paese fatto di furbi e per i furbi. Dopo sì, allora capisce che io non ci sto, anch'io sono controllata al banco alimentare. 3 volte che vengono a controllarmi anche la comunità europea. Va benissimo, ma perché non vanno a controllare veramente dove serve il controllo? No, è questo, ha capito che non ci sto, perché è sempre il piccolo, il medio che paga le conseguenze, che è controllato, super controllato, che deve avere tutto in ordine, i registri, tutto. E poi vediamo quello che è ancora nel silenzio totale, non sappiamo ancora se questo macello è stato chiuso, come è stato chiuso, non si sa niente. Perché? Perché vai a toccare dei numeri importanti, numeri che fanno business, questa è la verità. Questa carne dove è andata a finire? Chi l'ha mangiata? Dottor Favaretto sorride, mi viene da piangere a pensare ai nostri diversamente giovani che veramente vengono al banco per cercare di avere una spesa anche dignitosa, quella che io cerco di dare con la frutta, la verdura, il pesce, ma se mangi pesce è plastica, se mangi la carne e se è molto buona i costi sono molto alti, se è il cane che si morde la coda. Però i giovani e questa materia dell'oncologia, come vede? Ecco, vede, avete dei numeri o fate fatica? Io ad esempio ho avuto i chirurghi, quasi tutti, che hanno detto noi siamo molto preoccupati, Mirella, perché mancano i chirurghi nelle sale operatorie, se va avanti così cosa succederà? Lei cosa dice, dottor Favaretto? Ma nel campo nostro devo dire che è una delle branche della medicina che diciamo, sforna anche più persone, più specialisti, proprio perché diciamo, c'è stato un vero cambiamento. Ecco, una volta parlare di oncologia 30 anni fa era come parlare di una branca dove se ne occupavano, ma così per carità cristiana più che per... E invece adesso diciamo, i passi avanti che sono stati fatti sono veramente molto importanti, molto interessanti e sono anche così, si va un po' a quella che è la radice del problema, si capisce che ormai il cancro è una malattia genetica, l'importante è riuscire si riesce anche a pronunciarlo, una volta non si pronunciava, sì, si faceva fatica già il tumore, il cancro proprio male, no. Ecco, cioè adesso diciamo così, la percentuale dei guariti è molto alta per alcune specifiche patologie, e poi ci sono le persone che possono vivere. È anche merito, dottor Favaretto, di queste donne, di queste persone ammalate che hanno aperto associazioni, ecco, sono entrate all'interno degli ospedali, ecco, forse anche è stato un cambiamento culturale, specialmente io dico grazie alla figura femminile. Abbiamo Nadia da Treviso, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo chiedere al dottore oncologo,
io sono stata operata al seno nel 2024, agosto, e mi facevo l'autopalpazione perché il screening l'avevo fatto 2 anni prima e praticamente mi sono sentita un nodulo. Ho fatto l'ago aspirato, ho fatto tutto. Il nodulo al seno non era racchiuso, non si era espanto, ma bensì facendomi l'ago aspirato hanno controllato i linfonodi e il primo linfonodo sentinella era in metastasi. 2 anni prima avevo fatto la mammografia e non risultava niente, a parte che ci vorrebbe l'ecografia, penso, anche per vedere, visionare anche i linfonodi. Io non mi sentivo niente, è venuto fuori questo nodulo. E tutti questi casi, dottore, perché ne ho viste, andando in reparto, ne ho visti tanti, e anche quando ho fatto la chemio, sempre piene queste stanze, gran parte donne. Uomini ce n'erano, ma non come tutte le donne. Grazie, arrivederci e buona giornata. A parte che sono venuta fuori per il momento. Dopo si vedrà. Bene, dai, bene. Ecco, grazie cara, ma è una guerriera Nadia, non si ferma davanti a niente. Okay. Prego, dottor Favaretto. Allora, donne, il rapporto è 9-1 tra i maschi e le femmine per questo tumore, per cui diciamo è ovvio che per il tumore della mammella la stragrande maggioranza siano donne. Diciamo, la mammografia serve per un riscontro precoce, poi diciamo, ci sono i cosiddetti tumori di intervallo, cioè tra un esame e quello successivo può essere che ci sia una malattia che è più aggressiva, che cresce più velocemente di altre, però non è che noi riusciamo a capirlo prima, lo capiremo sempre dopo. Tanto è vero che c'è 2 anni di... Allora, 2 anni, ma anche uno in una certa fascia di età, poi non so, sopra i 70 viene allungato a 2 anni, ecco, cioè, diciamo, riuscire a fare le mammografie a tutta la popolazione è veramente molto, molto arduo. Proprio stamattina avevo la dottoressa Weiss che dirige la radiologia senologica da me proprio per queste problematiche, perché diciamo, risulta difficile riuscire a fare sia i controlli di screening sia i controlli post-operatori, perché aumentano sempre di più le donne, sia quelle che devono farlo per scoprire il primo tumore, sia le donne che poi devono entrare in un percorso per curarsi, certo. di cura, e devono essere controllate con cadenze diverse, ecco, molto più strette. Hai capito, Nadia? Allora, Adriano Perissinotto, cosa vuole dire stamattina? Qualcosa che le interessa dire, un messaggio da lanciare, qualcosa da chiedere? Prego. Allora, nella nostra zona vedo l'agricoltura sempre più specializzata e non agricoltura fatta alla carlona via. E prodotti che escono sempre più certificati. Dopodiché quello che va immesso nel mercato penso che sia un problema di chi manipola questi prodotti, perché se noi facciamo il grano controllato, senza glifosate, e se dopo troviamo il grano con il glifosate bisogna andare alla ricerca chi fa grano con il glifosate, giusto? Giusto? No, non riesco a mettere come il latte imbottigliato da una ditta italiana, e il latte non è latte italiano dentro. Questo lo sentivo per televisione l'altro giorno. Anche la pasta, è stato un giornalista a scoprire pasta italiana che non era pasta italiana. Ma adesso le spiego un'altra cosa. Noi produciamo un po' di tutto, dai cereali.
Il nostro prodotto viene declassato al momento del raccolto perché il mercato è saturo del prodotto estero. Io quest'anno, 2025, la campagna 2025, abbiamo venduto il frumento, il grano tenero, a un prezzo irrisorio. Perché, mi scuso per la battuta, dove che io lo consegno, mi hanno detto il mercato è pieno di grano ucraino. E ho detto, ma se sono in guerra, gli avanza anche il tempo di andare a seminare il grano? Allora bisogna mettersi un po' in testa che il sistema agricoltura veneta è un sistema veramente certificato e, come lei diceva, le aziende piccole come la nostra, quando ci viene l'USL in casa, mi creda, abbiamo paura, ma paura perché le multe sono, quando aprono la bocca, è successo l'altro giorno a un mio amico, 70.000 euro di multa, 100.000 euro di multa. Guardi che noi non abbiamo i soldi per pagare una multa così. Se la multa perché è messa? Perché manca l'etichetta, perché il quaderno di campagna ha una problematica. Io perché il quaderno di campagna lo faccio in brutta copia e dopo glielo do a un professionista a farlo, perché lui ha il programma, è tutto controllato, tutto tassativamente. Cioè, la burocrazia è quella che forse e adesso il giorno... sta facendo del male anche a voi. Ma noi, perché non penso che l'azienda, quelle grandi, come diceva lei, sono controllati così. Perché non dico niente, però io osservo e vedo che i prodotti sono certificati. Abbiamo Lucia da Mestre, vai Lucia. Pronto? Sì, prego. Sì, niente, volevo chiedere ai medici, soprattutto all'oncologo, se fra le varie cause, se hanno pensato, o qualche studio, che fra le varie cause, la carne, l'inquinamento, l'agricoltura e tutto quello che mangiamo di non buono, se può aver interferito su questa fase esponenziale di tumori anche nei giovani, se può aver interferito i vaccini che sono stati fatti al 90% delle persone. Ecco, questo riguarda qualche anno fa e adesso potrebbe essere risultato. La ringrazio della risposta, grazie. Prego Lucia, dottor Favaretto. Allora, questa dei vaccini è una bufala grande come non una casa, un palazzo, cioè è un assurdo, proprio vuol dire non aver capito nulla. I vaccini sono quello che hanno salvato l'umanità dal vaiolo, dalla polio, cioè non c'è ombra di dubbio. Il vaccino è quello che ci ha salvato e che ci ha tirato fuori anche dall'ultima pandemia. Poi, voglio dire, i vaccini bisogna continuare a farli, bisogna continuare a produrre di nuovi per tutto quello che esce. Il vaccino è quello che ci salva, non che ci rovina. Poi, se una persona sta male per il vaccino, andremo a curarla, ma quella, se non faceva il vaccino, magari sarebbe morta per la malattia che il vaccino tende a prevenire. Per cui, diciamo, questo è un atteggiamento veramente di chiusura mentale che non ha una ragione d'essere. Cioè la gente si deve informare però leggendo le cose serie, non il Facebook di turno, la cosa che trova così per strada e si mette a leggere il primo foglietto che trova. Deve andare a vedere, deve informarsi correttamente sulle riviste scientifiche, sugli siti degli istituti di ricerca, National Cancer Institute, l'Istituto Superiore di Sanità Italiano, molte università hanno mandano fuori le loro notizie più importanti, per cui diciamo bisogna informarsi ma scegliendo le fonti giuste. Se uno sceglie la fonte sbagliata avrà un'informazione sbagliata, ma saranno affari suoi dopo. Ecco. L'inquinamento, appunto, il mangiare che diceva? Non c'è ombra di dubbio su questo, cioè l'inquinamento è una causa del cancro, non c'è ombra di dubbio. Non c'è ombra di dubbio. Che i vaccini
sono i virus che possono dare invece ci sono i vaccini apposta per evitare che poi venga dall'infezione poi ne scaturisca un tumore. Questi sono i vaccini per l'herpes che vengono fatti ai ragazzi di 10-11 anni, sia maschi che femmine. Anche se c'è un calo di vaccini, ho sentito anche il direttore Benazzi e altri purtroppo sono se molto ne parla preoccupati. Così in maniera così come se fosse un discorso, tra virgolette, da bar, senza basi scientifiche, dopo per forza di cose la gente... il problema è che ci sono anche medici, dottor Favarito, lo so, anche però, qualche ricercatore, siamo sempre là e la gente, il mio medico di famiglia mi ha detto di non farlo e allora siamo sempre là e i messaggi che passano... Allora, non è detto che tutti debbano per forza fare e se il medico di famiglia lo dice perché quella persona ha una certa malattia, ha altre problematiche, bisogna anche capire perché gli abbia detto. Ecco. Ma se noi lanciamo il messaggio che i vaccini in senso lato fanno male a tutto, cioè questo è un messaggio assurdo proprio, che non ha nessuna ragione. Andiamo a vedere anche questo riconoscimento all'oncologia di Treviso e poi lo commentiamo. L'unità operativa di chirurgia 2 del Cafoncello di Treviso al 9° posto in Italia nella classifica Agenas, dati del 2023, per numero totale di interventi eseguiti per tumori maligni di fegato e vie biliari. Si conferma per il 2024 reparto al top come volumi di attività. I dati consuntivi dello scorso anno registrano oltre 2.000 interventi tra elezione e urgenze, di cui 371 su fegato e vie biliari e 45 sul pancreas, con utilizzo nel 65% dei casi dell'approccio mini-invasivo laparoscopico e robotico. Numeri che riempiono di soddisfazione il primario Giacomo Zanus, che sottolinea il lavoro di squadra e l'uso delle tecnologie. L'anno scorso abbiamo portato a termine, 2024, più di 2.000 interventi in cui sono state eseguite oltre 350 procedure chirurgiche sul fegato, quindi ci siamo focalizzati sulla parte oncologica epatica, però senza trascurare il resto della patologia, che in particolar modo quella del colon, che è estremamente diffusa. Un lavoro enorme che, devo dire, è stato agevolato e reso possibile da un lavoro di squadra, da un gioco di squadra importante tra quella che è la parte clinica, la parte chirurgica, quindi l'ospedale, l'università, l'accademia, quindi, che ha consentito, ci ha messo a disposizione protocolli e tipologie di resezioni, tecniche di trattamento che sono poi state eseguite grazie a tutta la tecnologia che ci ha messo a disposizione l'ospedale. Significativi risultati anche per il rispetto dei tempi d'attesa. Il 93,5% dei pazienti oncologici è stato trattato chirurgicamente entro 30 giorni dall'inserimento in lista, ma senza dimenticare i pazienti con patologie minori. Noi ovviamente abbiamo dedicato la nostra attività prevalentemente a pazienti oncologici, quindi i nostri sono interventi salvavita, assieme a quelli fatti poi in urgenza. Chiaro che questo purtroppo ha penalizzato il trattamento dei pazienti con patologia benigna. Quindi a loro chiedo, mi scuso per i tempi di attesa che stiamo peraltro in qualche modo riducendo in maniera significativa, stiamo pensando anche a loro. Malattie tumorali che non aumentano ma non diminuiscono, sulle quali però, come per la steatosi, ovvero il fegato grasso, si può lavorare in prevenzione. Quindi cercare di trasmettere alla popolazione una nuova cultura per quanto riguarda quella che è l'alimentazione e lo stile di vita, quindi la nostra dieta mediterranea, quella dei nostri nonni, e il segreto ce l'abbiamo già in mano. Poi grande attività fisica, quindi non vita sedentaria. E poi dei controlli periodici, avvalendosi di che cosa? Avvalendosi di una grande arma che abbiamo e che sono i medici di medicina generale. Abbiamo Giusy in linea, veloce Giusy, vai! Allora, buongiorno a tutti. Volevo fare una domanda all'agricoltore. Allora, io, ho il camion che vado a fare il giro delle stalle, chi ha latte da vendere, insomma. E vado da uno, vado dall'altro, vado da quest'altro, e dopo diamo le fialette, ogni casa dà la sua fialetta per vigilare se è buono o no. Dunque il latte va tutto dentro nella stessa botte di tutti voi agricoltori, ma che fanno il giro questo camion. Poi fanno le analisi dentro lì da voi, cioè dentro nelle latterie fanno le analisi.
se trovano che questo latte magari ha degli antibiotici dentro perché uno ha dato gli antibiotici e non ha aspettato il tempo giusto per non dare il latte, e voi come fate dopo? Li buttate via il latte, questo camion pieno di latte, oppure fate qualcos'altro per venderlo? Questo voglio dire. Non ho mai capito questo discorso qua, perché tutti danno le loro fialette ogni casa che va a prendere il latte, però il latte va tutto dentro sulla stessa botte al mattino. E voi con le analisi andate a trovare, magari guardate tutte le fialette di tutte le stalle e vedete chi è stato, magari... Giusy, non riesco a rispondere, se no vediamo su un minuto, vuole rispondere? Per il Io non sono un allevatore, non produco latte, però ho degli amici che producono latte. A me risulta che il camion, quando va a raccogliere, loro hanno il frigorifero, fanno le analisi. Se il latte ha delle particolarità, come adesso abbiamo il problema del mais che ha delle tossine, se il latte non è a posto, non viene raccolto, quindi non hanno quel problema. Dopo penserà l'agricoltore a smaltirlo con le norme sanitarie adeguate. Lo ha detto anche la Casara, quella giovane ragazza che abbiamo avuto che fa il formaggio, proprio aveva spiegato bene questo, appunto bisogna stare attenti e capire veramente chi sta alle regole e chi non sta alle regole, perché giustamente c'è anche qualcuno che cerca di fare il burro. Dopo se viene dentro un bilico dall'estero senza essere fatto l'analisi, io non metto in dubbio, ma sulle stalle funziona così, non va raccolto, se il latte non è a posto, con le proteine, non va raccolto. Allora io ringrazio veramente Adolfo Favaretto, direttore oncologia medica di Treviso, di essere stato con noi. Grazie dottor Favaretto, grazie a Adriano Perissinotto, agricoltore, lui è molto speranzoso, è sicuro di quello che dice, noi i controlli li facciamo. Dobbiamo vedere da altre parti come funzionano questi controlli, perché l'Italia è il paese dei furbi, non ci piove e dobbiamo anche dirlo. E questo riguarda a 360 gradi tutta l'Italia. Grazie ai miei ospiti, andiamo a vedere adesso l'assegno di Mirella, che è il vostro assegno. Sono ritornata, eccomi qua. Grande famiglia di Rete Veneta, oggi siamo a Susegana e stiamo per incontrare Anna, una donna che ha veramente bisogno di aiuto. Anna non viene aiutata perché risulta proprietaria o ereditiera, diciamo, di una casa, che questa casa non si vende e lei non ha neanche i soldi per fare la spesa, non ce la fa a vivere. Però purtroppo questa casa pesa sul suo reddito e perciò anche in comune non viene aiutata. Allora cosa facciamo? Non può mangiare le pietre, l'erba, cioè le maniglie, cioè questa donna deve vivere. Cioè già a febbraio ho fatto domanda per avere un po' di pensione sociale. Mi arriva la lettera che la pensione è stata rifiutata perché c'è un'incongruenza, io sono proprietaria di immobili, vado direttamente all'INPS, uno degli addetti mi dice è meglio che parli col direttore, torni giovedì, sono tornata giovedì. Trovo sto direttore incavolato a morte come se io fossi una delinquente. Lui ha detto che mia madre ha fatto una dichiarazione falsa, mentre non è vero, e lui, avendo detto questa cosa, si è comportato in modo molto arrogante, quasi urlava, batteva i pugni, gridava. Proprio in modo molto arrogante, basta, non c'è modo di descrivere un comportamento del genere. Chiederei un lavoro adatto alle mie capacità, al mio curriculum, basta. Quanti anni hai? 42. Che lavoro facevi, Cristian? Nel settore carpenteria metallica, metalmeccanica praticamente. E non riesci a trovare occupazione? No. Mai provato? Sì, guardi, ho fatto fuori ettolitri di benzina per andare in cerca di lavoro. Dappertutto. Agenzie interinali? Sì, sono iscritto a tutte le agenzie. Ufficio per l'impiego? Sì, iscritto a tutto. Anna, tu sei anche una brava mamma perché hai insegnato dei valori a tuo figlio. Tanto è vero che Cristian, quando non ha niente da fare, tipo in questo periodo brutto, cosa fai? Volontariato in una casa di riposo qui vicino.
Allora Anna, guarda, io ti do questo assegno della grande famiglia di Rete Veneta. Spero non sarà la panacea, ma almeno riuscirà. Beh, tutto è utile, guarda. Ti stai commuovendo? È dura, Anna? Tanto. Tanto dura. Avresti mai pensato di arrivare alla tua? No.